Ben trovati con la nuova puntata di Penalty su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Ben trovati come al solito con il programma che parla di calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di prima categoria. In questa prima parte ospite il direttore sportivo Alfio Lanzafame, che ritrovo dopo qualche mesetto. Buonasera. Tra l'altro so che insomma c'è stato un inizio di stagione ad Aciriale, poi insomma è successo qualcosa? No? No, assolutamente, una parentesi, mi avevano chiamato lì ad Aciriale, però dopo un mese mi sono dovuto allontanare per motivi di lavoro, perché molto impegnativo il settore giovanile. 3 squadre, non era facile per me potermi sistemare con calma la quotidianità della settimana. È vero, però viene fuori da una bella esperienza di Aci Sant'Antonio, anche se purtroppo quest'anno sappiamo benissimo come è andata. Purtroppo diciamo, è andata male quest'anno, ci dispiace a tutti, però avevamo costruito in 4 anni una società, perché la Mantia diciamo, ha dato l'anima per questa società, e peccato che quest'anno alla fine, diciamo, dopo i buoni risultati avuti in quei 4 anni, che sia finita così, però purtroppo succedono anche queste cose. Il ricordo però rimarrà indelebile, perché i 4 anni che sono stati fatti ad Aci Sant'Antonio sono stati fatti anche con una bella organizzazione, con un bel risultato, insomma la promozione, dalla promozione all'eccellenza, e anche un playoff perso. Assolutamente, assolutamente. Perché là oltre, diciamo, abbiamo costruito una società nei ruoli, abbiamo costruito la squadra, abbiamo costruito un allenatore che è Alfio Torrisi, che sappiamo bene cosa sta facendo adesso. Oggi sta facendo il che ne possano dire qualcuno che magari dice delle cose assurde, però io che lo conosco bene e l'ho cresciuto, è uno che basa tutto sul lavoro, sulla sua tenacia, sulla sua personalità, e quindi i risultati sono alla luce del sole, poi il resto sono solo chiacchiere di quartiere. Voglio dire, è vero. Niente, però la Mantia diciamo, ci ha dato il massimo per fare sì che questa squadra ottenesse l'eccellenza. Nel giro di 3 anni siamo arrivati in eccellenza. L'anno scorso nei playoff diciamo, non siamo riusciti a superarlo, però davanti a noi rimane una grandissima bella soddisfazione. C'era già Siracusa, e quindi voglio dire, però un'ottima soddisfazione. E parleremo proprio del campionato di Serie D, dove appunto Alfio Torrisi è sicuramente un protagonista. Pertanto via subito con i risultati e la classifica. Si è giocata la 14ª giornata, eccolo qua il tabellino dei risultati: San Luca Cittanova 1-1, Rende Calcio batte Biancavilla 1-0, San Cataldese batte Castrovillari 3-1, FC Lamezia Terme Cavese 1919 0-0, Troina batte FC Messina 3-0, Città di Aciriale batte Gelbison 1-0, Santa Maria Cilento batte Giarre 2-0, Licata batte Trapani 3-1, Portici 1906 batte Città di Sant'Agata 3-0 ed infine Paternò batte Real Aversa 1925 3-2. Incredibile stop casalingo per la Gelbison, grazie comunque a una grandissima prestazione della Ciriale. Guardiamo la classifica. Gelbison che comunque rimane in testa con 33 punti, 32 punti per l'FC Lamezia Terme, 28 punti Paternò e Cavese 1919, 27 punti Città di Aciriale, 26 Santa Maria Cilento, con 23 punti Licata e Cittanova, 21 Real Aversa 1925, 18 punti il Portici 1906, con 17 punti Trapani, San Luca e Città di Sant'Agata, 16 punti il Rende, con 13 San Cataldese e Castrovillari, 8 punti per l'FC Messina, 7 per il Troina ed il Giarre, chiude la classifica il Biancavilla. Ricordiamo che il Troina è partito con una penalizzazione di 6 punti. Guardiamo il tabellino del prossimo turno, si gioca già subito, mercoledì 8 dicembre, eccolo qua il tabellino degli incontri: Cavese FC Messina, Città di Aciriale Real Aversa 1925, Città di Sant'Agata Paternò, Cittanova FC Lamezia Terme, Trapani Portici 1906, Giarre 1946 Castrovillari, Santa Maria Cilento Licata, Rende Calcio Gelbison, San Cataldese San Luca ed infine Troina Biancavilla.
Ed iniziamo a parlare di questo girone e lo facciamo subito con un'altra purtroppo sconfitta che può compromettere certamente il cammino di salvezza della Biancavilla. Si perde in casa contro il Rende e a questo punto, direttore, che cosa dobbiamo pensare? Che a Biancavilla forse necessita qualche cambiamento anche tecnico, non tanto sull'allenatore ma quantomeno con l'arrivo di qualche altro giocatore. Questo diciamo è un compito della società, non è compito mio, però una persona esperta come Orazio Pitatella che diciamo, è esperto di queste categorie e sa il fatto suo, è una società che conosce bene la categoria. Io penso che abbiano avuto inizialmente un momento di diciamo iniziale di sbandamento, però secondo me si riprenderanno. Di Cozza si pensava che ma lì non la si è scelta capito, tecnica... è andato via Pitatella, è venuto Cozza, ora giustamente Orazio Pitatella, ma ho visto che in settimana sono andati via altri giocatori, però io non penso che Orazio Pitatella è una persona che sa bene fare il suo lavoro, quindi sicuramente avranno dei progetti e in settimana si vedrà, perché ora il mercato è aperto, quindi è tutto sicuramente apertissimo anche per la salvezza, no? Allora. Sì, certo, però ancora, questa sconfitta contro il Rende sicuramente scontro quasi inciderà, diretto. però io penso che Orazio Pitatella ne uscirà fuori perché è persona esperta e poi non è l'ultimo arrivato del calcio. Tra l'altro mercoledì vanno a giocare in un campo difficile come quello del Troina, che sta facendo un miracolo, da -6 adesso... No, una squadra giovane, Angelo Galfano sta facendo benissimo, ora hanno preso due attaccanti. Vuol dire che evidentemente vogliono veramente salvarsi addirittura ma senza i playoff. A sto punto ne possono uscire anche fuori, perché io sentivo il mister che diceva che in avanti dovevano prendere una punta o una o due punte importanti e credo che ora le abbiano prese la scorsa settimana e quindi secondo me possono uscirne fuori. No? La situazione sulla salvezza comunque in questo momento è apertissima. Ma la squadra secondo me che il Paternò ha dato il colpo di grazia e l'FC Messina, però leggendo le cronache si è dimesso il presidente, i giocatori sono andati via. C'è una gran confusione. Mi sembra diciamo, che l'FC Messina sarà la prima, se continua l'andazzo dell'ultima settimana, sarà la prima ad andare in eccellenza. Beh, le altre se la giocheranno in campo. Assolutamente, vedremo cosa succederà. Adesso ci guardiamo gli highlights, appunto la vittoria fuori casa importante del Rende Calcio proprio a Biancavilla. Il risultato finale è stato 1-0 per la squadra calabra. Buon pomeriggio dallo stadio Orazio Raiti, tutto pronto per la 14ª giornata del campionato di Serie D, il girone I che entra nel vivo con la sfida fra Biancavilla e Rende. Arriva il cross centrale, la chiusura ma ancora gli ospiti in avanti. Mazzotta ci prova col destro, interessante il tentativo da parte del numero 3 del Rende che ha cercato in maniera tambureggiante di aggredire la difesa in maglia bianca. La palla che arriva ancora a un compagno di squadra, il cross al centro verso Furina, palla sul fondo, cross all'interno dell'area sul secondo palo, il colpo di testa, palla sul fondo. Era stato Mazzotta a cercare il palo lungo, controllo e scarico, arriva la pressione immediata del Biancavilla che recupera palla con Ancione, zona centrale, Asero può provare l'1 contro 1 con Mirabelli, versante destro dell'area, ancora Asero si accentra col sinistro, conclusione parata da parte di Mittica, zona centrale, Furina, la conclusione, Governali, De Miranda, ancora lui di testa, Abei, la conclusione, sempre Governali, posizionamento perfetto, Abei, la sua velocità, ancora Abei col sinistro, sul fondo, Abei contro Mollica, ancora il mancino di Abei, la conclusione sul fondo, Maimone, tocco verso Santa Paola, il cross al centro, arriva Di Stefano col mancino, scivolato, il momento del tiro, palla sul fondo, l'anticipo sul portiere, Asero, la conclusione, l'intervento a porta vuota da parte di Mirabelli, chiude Ancione, poi un contrasto e calcio di rigore per il Rende, un contrasto fra Ancione e Furina. Arriva adesso il fischio, la rincorsa di Mazzotta e la rete, il gol del Rende, la sblocca dagli 11 metri il numero 3 Mazzotta e dunque dopo 19 minuti Biancavilla 0, Rende 1.
Tocco all'interno dell'area. Furina anticipato, nuovamente Abbey, il dribbling di Abbey, la conclusione col mancino sul fondo. Maimone, Ancione e poi tutti praticamente nell'area degli ospiti. Il tocco per il numero 10, mezzo esterno sul fondo. Il dribbling, arriva per Ancione che poi prova da 30 metri, palla sul fondo. Maimone contro Chiodo, il suo cross, poi l'intervento con un fallo in attacco. Questa è la decisione del direttore di gara. Tentativo di Furina, la parata di Governali. Furina prende in velocità Panza, la conclusione, Governali in angolo. Poi Ancione, delicato all'interno dell'area. Santapaola, l'1 contro 1 di Santapaola, il cross al centro, il tiro di Di Francesco sul fondo. Appuntamento con la vittoria per la formazione siciliana, rimandato alla prossima. Non mi resta che augurarvi un buon proseguimento di giornata. Un saluto da Stefano Oteri. Altra partita importante per la San Cataldese, vince fuori casa contro il Castrovillari e a questo punto possiamo dirlo e lo possiamo anche gridare, mi sa che Campanella questo miracolo lo sta per fare. Non l'ha completato ancora questo miracolo, però è sulla buona strada. Ma Giovanni Campanella, non sto io qui a dire chi è Giovanni Campanella. Giovanni Campanella, io ero piccolino, giocava a calcio, allenato, non so da quanti anni allena, e poi la sua esperienza, la sua personalità, è uno forte, è uno che conosce bene queste categorie, sì, e ne verrà fuori. Mi dispiace, inizialmente avevano iniziato con Alessandro Settineri, che è un bravo allenatore, un tecnico preparato, però a volte sai, quando tu fai una categoria per la prima volta ti devi adattare, sì, e devi anche essere supportato da chi la conosce, perché da fuori sembra tutto facile, però quando ci sei dentro, poi ogni partita diventa difficilissima. San Cataldo è una grossa piazza, una buona società, e a questo punto io credo che ne vengano fuori, diciamo, non è facile, però sono sulla buona strada, diciamo. Su quelle che sono là dietro loro già stanno prendendo un passo diverso. Assolutamente. Guardiamoci il servizio, la vittoria della San Cataldese 3-1 proprio in casa del Castrovillari. Nella 14ª giornata del campionato di Serie D Girone I, il Castrovillari interrompe la striscia positiva lasciando al Mimmorende l'intera posta alla San Cataldese. 1-3 il risultato finale. Il primo acuto è di marca verde amaranto, su calcio di punizione il destro a giro di Brunetti finisce di poco alto sulla traversa. La pronta risposta dei padroni di casa al quinto minuto, ancora su palla inattiva, la traiettoria disegnata da Tripicchio per Strumbo trova uno strepitoso Valenti che para distinto. Al nono minuto la San Cataldese passa. Azione di rimessa dei siciliani, balistrieri per Cess che serve nello spazio Tuccio. Il numero 11 con freddezza batte Aiolfi in uscita. Dalle immagini però, secondo noi, al momento dell'assist di Cess, Tuccio, anche se di pochi centimetri, con il piede destro e al di là di Di Bari. Il Castrovillari accusa momentaneamente il colpo e al 12° la San Cataldese si porta di nuovo dalle parti di Aiolfi. Il tiro dal limite di Cess non trova lo specchio. Da questo momento in poi il Castrovillari riprende le redini del gioco. Al 24° il tiro cross di Di Bari mette i brividi ai siciliani. Valenti non si fa sorprendere e smanaccia con un colpo di reni, ma nessun rossonero si fa trovare pronto per correggere sotto misura. Al 26° Tripicchio ruba palla, guadagna il limite e libera il sinistro, Valenti para senza problemi. Un minuto più tardi Azzaro ha sul destro la palla del pareggio. Il numero 11 approfitta di una defiance difensiva dei siciliani, entra in area tutto solo, destro secco, Valenti compie un vero e proprio miracolo deviando in angolo. Sono le prove generali per il pareggio. Al 39° il tiro di Cosenza dal limite è deviato da Neri sui piedi di Teiù. Nel tentativo di anticiparlo Locurto lo stende, l'arbitro non ha dubbi e indica il dischetto. Le immagini mostrano chiaramente l'intervento scomposto del numero 21 siciliano su Teiù. Dagli 11 metri lo specialista Tripicchio non sbaglia, esplode il Mimmorende per un pareggio che ai rossoneri, per quello che hanno costruito nella prima parte di gara, sta anche stretto.
Il tempo si chiude con il destro dalla distanza di Cosenza di poco alto sulla traversa. Nella ripresa la prima azione pericolosa porta la firma di Azzaro e il minuto 18 il numero 11 rossonero chiede collaborazione al suo capitano che gliela ritorna. Il sinistro perentorio trova solo la rete esterna. Al 21esimo la San Cataldese raddoppia. Locurto crossa in mezzo per Balistrieri, uscita a vuoto di Aiolfi, la palla carambola sulla spalla di Strumbo. Il più lesto di tutti è Brunetti che insacca a porta vuota. Ingenuità collettiva della retroguardia rossonera che regala il raddoppio ai siciliani. Al 30esimo Rosa Castaldo, subentrato a Teiu, ha sul destro la palla giusta per il pareggio, ma il numero 95 non angola. Valenti, incredulo, ringrazia. Al 37esimo Anzillotti sfonda da sinistra, lo scarico per Trofo che mette dietro per Tripicchio e il numero 10 carica tutta la sua potenza sul sinistro, ribattuto forse con un braccio da Salvo. L'arbitro a pochi passi lascia correre. La pressione del Castrovillari è costante, al 40esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo Anzillotta impatta bene di testa, ma ancora una volta Valenti dice no, volando in presa aerea e di fatto salvando il risultato. Il portierone siciliano dovrà poi lasciare il campo perché sulla spettacolare parata rimarrà infortunato. Al suo posto entra la Cagnina. Il Castrovillari spinge nel tentativo di raggiungere un pareggio che comunque meriterebbe, ed invece la San Cataldese ad andare in gol per la terza volta. Brunetti sfonda sulla destra, assist perfetto per Rotolo che da buona posizione insacca. Passivo pesante ed ingiusto per i padroni di casa. Viceversa la San Cataldese con il terzo gol archivia di fatto la gara. Nel finale di tempo c'è posto per una conclusione di Cess parata da Iolfi ed a tempo praticamente scaduto Andrea Tripicchio calibra con il contagiri un pallonetto delizioso, ma la Cagnina con un colpo di reni salva in angolo. Finisce così 3-1 per i siciliani. Adesso il Castrovillari deve archiviare velocemente questa partita, sotto certi aspetti anche sfortunata, e pensare assolutamente al turno infrasettimanale l'8 di dicembre a Giarre. Beh, sicuramente c'è rammarico per il risultato finale, perché comunque è un po' bugiardo anche sotto il punto di vista proprio del risultato, perché comunque abbiamo avuto la possibilità di presentarci tante volte davanti al loro portiere e non siamo stati concreti, magari come è successo domenica scorsa. E loro invece sono stati molto più concreti, sono arrivati 3 volte ci hanno fatto male. Noi giochiamo tutte le domeniche, sia con quelle che stanno sopra che con quelle che stanno sotto, per cercare di fare risultato. Alle volte ci riesce, alle volte no, ma il cammino è lungo, una squadra se si deve salvare ha bisogno di una stagione intera. Il risultato positivo è venuto con una vittoria che alla fine devo dire che penso che non ci sia niente da dire, che la squadra ha giocato bene, abbiamo fatto 3 gol importanti che ci hanno permesso di vincere la partita. Loro venivano da una vittoria importante con Santa Maria fuori casa. È chiaro che diciamo non è che non erano concentrati, però quando uno vince fuori casa e gioca in casa una partita come la nostra, la tensione la può anche un pochettino abbassare, attenzione, non è che, però devo dire che i ragazzi si sono comportati bene e alla fine abbiamo vinto. E parliamo adesso del big match tra Lamezia Terme e Cavese, big match tanto atteso, 2 squadre che, diciamolo pure, non c'entrano proprio niente con il campionato di Serie D per blasone, pubblico, organizzazione societaria. Prima vanno via e meglio è per tutte le altre. E certo, però secondo me sono le 2 squadre che come organico sono le più attrezzate, con giocatori di categoria superiore. Soprattutto in Lamezia. In Lamezia ultimamente non so, hanno preso il centravanti titolare della nazionale rumena. Della nazionale rumena, voglio dire, è una squadra, però quando tu costruisci una squadra, diciamo, col tasso tecnico superiore alla categoria, trovi le difficoltà che si trovano nei campi della Serie D, perché ogni categoria ha la sua storia, certo, i suoi giocatori, poi tu aumenti il tasso tecnico, però trovi le difficoltà che si trovano nelle categorie. È vero, però sulla carta in questo momento
momento il Lamezia insomma sembrerebbe avere la marcia giusta per raggiungere quantomeno questa Gelbison, che tra l'altro ha perso in casa contro il Città di Aciriale. Ma guardiamoci gli highlights proprio sul pareggio in casa della squadra del Lamezia Terme, proprio con la Cavese 1919. Termina a reti inviolate il big match del girone I di Serie D tra Lamezia Terme e Cavese. Nonostante le abbondanti piogge che per tutta la durata dell'incontro si sono abbattute sulla città della Piana, il pubblico del Dippolito ha risposto numeroso alla chiamata di una sfida che meriterebbe ben altri palcoscenici. Prima dell'incontro, un minuto di silenzio ha ricordato la strage degli 8 ciclisti lametini avvenuta il 5 dicembre 2010. Le alte aspettative della vigilia sono state rispettate e sin dalle prime battute Lamezia Cavese è stata una partita combattuta ed emozionante. Al 6° minuto occasione per la Cavese con la veloce ripartenza di Diaz, il dribbling del numero 9 sul suo sinistro però strepitosa e la risposta di Lai. Formazione ospite che ci prova anche dalla distanza, la conclusione di Kosovan finisce di poco a lato. Da calcio d'angolo ci prova il Lamezia Terme con Herrera che tenta la conclusione acrobatica ma senza fortuna. Il successivo controcross di San Domenico è controllato senza problemi da Anatrella. Spinge ancora il Lamezia, cross diretto ad Abercon, spinto in area di rigore, ma Ramondino di Palermo lascia continuare. Pericolosa ripartenza di Marca Campana, la conclusione potente di Allegretti è chiusa con i piedi da Lai. Sullo scadere del primo tempo, ottima occasione per i gialloblu. Beckson serve San Domenico con un ottimo filtrante. La conclusione dell'attaccante lametino è murata dall'uscita del portiere. L'assistente però annulla tutto per posizione irregolare del 90 gialloblu. Nella seconda frazione di gioco il Lamezia cerca il gol con maggiore convinzione. Cross di Tipaldi per Abercon, disturbato dalla difesa campana. Salandria ci prova poi dalla distanza, la conclusione arriva sui piedi del 9 gialloblu che si gira, ci prova col mancino, ma la conclusione è fuori bersaglio. Al 17° Bernardi tenta il cross in area di rigore, la palla allontanata torna sui piedi del 7 gialloblu che ci prova con una conclusione che non impensierisce Anatrella. Al 25° Bollino ci prova direttamente da calcio d'angolo, l'estremo campano respinge con i pugni, la palla poi è allontanata dall'area di rigore. Un minuto dopo è Bernardi che ci prova dal limite dell'area ma senza fortuna. Minuto 86, azione di Rusescu sulla sinistra, l'attaccante gialloblu è messo a terra ma senza fallo secondo l'arbitro, arriva Bernardi, cross di sinistro per Bollino che finisce a terra, ma secondo la terna arbitrale non vi è nulla di irregolare. Al 95° ci prova ancora il Lamezia Terme in area campana, Maimone di testa per Bernardi che tenta la rovesciata senza centrare la porta. Finisce dunque 0-0, un pareggio utile per la formazione di Tony Lio che si trova adesso a un solo punto di distanza dalla capolista. Sono soddisfatto della prestazione della squadra e sono anche soddisfatto del punto, nonostante, ripeto, ai punti qualcosina in più si poteva guadagnare. Considerando anche quello che è successo su altri campi, dobbiamo continuare su questa strada e dobbiamo insistere perché credo che abbiamo ancora margini di miglioramento. Noi abbiamo sbagliato forse nel palleggio dove non siamo stati precisi. Scaricando palla dietro magari abbiamo sbagliato l'appoggio e abbiamo preso delle ripartenze importanti dove ci potevano fare male. Nel secondo tempo invece la squadra è rientrata più compatta, più vicina tra le linee, tranne una volta loro che si sono presentati con quel traversone in aria che ha passato tutta l'aria e non ci hanno impensierito più di tanto. Ma non mi piace parlare dell'arbitro, però ho visto un po' all'inglese. Parecchi falli non sono stati fiscati sia da parte nostra che da parte loro. Poc'anzi abbiamo parlato dell'FC Messina, sappiamo benissimo della situazione societaria, molti giocatori hanno lasciato la squadra, non si sa come andrà a finire, 2 rinunce praticamente la escluderebbero dal campionato, falsandolo un po' questo campionato e anche un po' deludendo una parte dei tifosi messinesi che avevano sperato anche in questa FC Messina. Certo che è tutto molto strano il calcio.
Assolutamente. L'anno scorso tanti soldi per inseguire la CR Messina. Si sono rincorsi uno con l'altro, è andata in Lega Pro la CR e anche la CR sta trovando difficoltà in Lega Pro. Ora l'FC sembra che si sia smarrita, ma io credo che da quando è iniziata la stagione, diciamo che non ha preso la strada giusta, perché non ha costruito un organico all'altezza della Serie D e all'altezza dell'FC Messina. Certo, partiamo anche dal punto che comunque che senso ha avere due squadre a Messina tra Lega Pro e farsi la guerra in famiglia, Serie D, no? farsi la guerra in famiglia non è mai molto bello e poi poco produttivo. Un dispendio di energie economiche che possono essere indirizzate solo verso un canale. Ma là, da quello che ne so io, esistono due fazioni, diciamo, a Messina, FC e ACR, che nel tempo si sono sempre attaccate, quindi diciamo sta rivalità ci sarà sempre fino a quando ci saranno queste due società, poi naturalmente vedremo. E parliamo proprio di questa Gelbison che cade in casa contro una Ciriale un po' inaspettatamente, perché la Gelbison insomma ha un fortino a casa sua, non aveva ancora perso neanche una partita. Ma né fuori né in casa aveva perso. Infatti, quindi io perdere in casa... l'ho vista giocare, è una squadra ben organizzata, una squadra che fa un ottimo calcio, giocatori di categoria e di tasso tecnico, diciamo, di prima fascia. La Ciriale, diciamo, dal punto di vista di organico può arrivare in alto, naturalmente poi dipende dalla società, quali sono gli obiettivi che si è prefissa la società, perché per arrivare in alto, diciamo, l'organico, perché la squadra Catino l'ha costruita veramente da persona di calcio, cioè è fatta bene, agli under un bravo portiere, gli under secondo me ce l'ha fra i migliori della categoria, perché io li conosco, li ho visti, ho un buon organico, è anche un bravo tecnico che conosce bene la categoria, non è uno che fa... È uno che parla poco, però mi sa che lavora sodo. Parla poco e in campo la squadra poi con gente come Lodi, Savonarola, diciamo, fai correre il pallone e corrono gli altri dietro il pallone. Sì, è gente che sa quello che vuole in campo, ma è un'ottima squadra, però arrivare in alto questo dipende dalla società, perché per me, diciamo, è una delle squadre che può ambire. Però è anche vero che tra l'altro in Serie D, se il campionato non lo si vince, è una stagione fallimentare, perché i playoff insomma non danno grande possibilità poi di passaggio alla categoria superiore. Sicuramente. Per cui se non vinci il campionato hai fallito la stagione. Lo so, però la Ciriale quest'anno bisogna considerare che è senza campo di allenamento, perché il Tupparello è chiuso per lavori, saranno ospiti ad Aci Sant'Antonio, giocheranno lì, quindi è una squadra che ha delle difficoltà logistiche, delle difficoltà anche, è importante un campo d'allenamento. E come, soprattutto per una squadra di Serie D che si allena quotidianamente. Guardiamoci gli highlights, la vittoria appunto del gruppo Acese 1-0 contro la Gelbison. Per la Gelbison arriva la prima sconfitta stagionale dopo 14 giornate che fa perdere l'imbattibilità ma non il primato in classifica, anche se la Mezia ora a -1 fa sentire il fiato sul collo. I due tecnici si schierano a specchio con il 3-5-2, il trainer dei Cilentani Esposito, che deve rinunciare alla gamba, Oggiano e Coris, manda in campo subito gli ultimi due arrivati, Ferrante in difesa e Sparacello a fare da terminale insieme a Gagliardi. La gara si sblocca quasi subito, al sesto un alleggerimento da parte di Mautone consente a Piccioni di presentarsi a tu per tu con D'Agostino e a depositare in rete. Trascorrono soltanto 6 minuti e la Gelbison si vede abbattere un'altra tegola sulla sua testa. Il capitano Uliano, per un problema muscolare, è costretto a lasciare il campo a Graziani. La formazione di casa accusa il momento no e stenta a reagire, anche se al 17° D'Angelo di testa ha una buona occasione per pareggiare. L'impatto però con la sfera non è preciso.
Al 31esimo la Cireale ha una ghiotta occasione sull'asse Cannino-Russo, con quest'ultimo che da buona posizione spara alto. Il finale di tempo vede i rossoblù cilentani provare a farsi vedere con più insistenza nella metà campo degli isolani. Al 37esimo ci prova Sparacello, il suo diagonale costringe D'Alterio ad una difficoltosa respinta. Pipolo però non è pronto a piazzare il tapin vincente e la difesa libera in angolo. Ancora Gelbison pericolosa al 40esimo, la punizione dal limite di Gagliardi lambisce la traversa. Questo è l'ultimo sussulto della prima frazione che si chiude con gli ospiti avanti di una rete. Nella ripresa i due tecnici danno spazio agli avvicendamenti, parte la Cireale con una doppia sostituzione, poi tocca ai padroni di casa e Esposito prova a cambiare qualcosa inserendo un altro attaccante con l'ingresso di Corrado al posto di Pipolo. E proprio l'argentino al minuto 13 non arriva di un soffio sul tiro cross di Sparacello. Ma a controllare la gara è la Cireale che chiude senza troppi sforzi le manovre sterili dei rossoblù cilentani. Un ultimo sussulto al 42esimo, sempre ad opera di Corrado, il quale tenta la giocata acrobatica, ma D'Alterio non si fa sorprendere. Il risultato non muta neanche nei 4 minuti di recupero e i siciliani si portano a casa i 3 punti e si propongono nel lotto delle pretendenti al grande salto. La Gelbison ora si proietta al match di mercoledì sul campo del Rende per riprendere la marcia vincente. Prima o poi ci doveva essere. Niente, è arrivata con una squadra forte, in un momento difficile, delicato, però il campionato è lunghissimo, quindi dobbiamo stare sul pezzo, stare sereni e anche questa è una prova di crescita, perché prima o poi quando si perde è una prova, è la prova del 9, cioè la prova. Poi se è un progetto o se è un gruppo che ha gli attributi per andare bene fino in fondo. Beh, la mancanza di reazione, bisogna distinguere le partite, cioè voglio dire con tutto il rispetto il campionato è livellato, si può vincere e perdere con tutti, ma non giocavamo col Torino oggi, giocavamo con la Cireale e per noi era uno scontro diretto, cioè, quindi in uno scontro diretto come abbiamo detto in precedenza gli episodi fanno la differenza e quindi non è che tu hai di fronte una squadra che viene qua a chiudersi, che magari va in vantaggio per fortuna e poi tu non hai la capacità. Sicuramente, come ho detto in precedenza, dovevamo interpretarla in maniera diversa, ci sono state delle cose che già ci siamo detti con i ragazzi, che il mister ha già evidenziato e quindi chiaramente analizzeremo in modo costruttivo questa sconfitta vedendo che cosa non ha girato bene, che cosa dobbiamo migliorare e tornare ad essere un poco cattivelli come eravamo prima. Una vittoria di carattere, una vittoria di squadra, è quello che io ho chiesto ai ragazzi, di giocare in velocità. Avevamo preparata bene questa gara, devo essere onesto, e è andato in porto come volevo. Ripeto, oggi è una partita importante, una vittoria che gratifica tutto l'ambiente, è una vittoria che cercavamo dopo tante peripezie, tanti infortuni, tanta gente fuori, è una soddisfazione sia personale che del gruppo, parlo pure a nome dei ragazzi ovviamente, è una soddisfazione importante, però da domani si pensa all'altra partita. Vanno male le cose purtroppo ancora a Giarre, un'altra ennesima sconfitta interna, questa volta contro il Santa Maria Cilento. Beh, la domanda che devo farle di nuovo è la solita. Che facciamo? A Giarre, ennesimo giro di allenatori, ennesimo giro di giocatori, però i punti non arrivano. Che succede? L'anno scorso loro hanno vinto il campionato a man basse perché era un nostro avversario in eccellenza, sì, ma l'eccellenza è un altro campionato. È un altro gradino proprio tecnico. Quest'anno, a parere mio, in estate avevano vinto pure il campionato perché hanno fatto una campagna acquisti veramente interessante, no? Però poi il campo ha detto un'altra cosa. Oggi, diciamo, poi una squadra quando entra in crisi dal punto di vista tecnico... Infatti poi non è neanche servito l'arrivo di Infantino. Assolutamente, ma puoi mettere tutti gli allenatori che vuoi, quando all'interno si è rotto, diciamo, quell'equilibrio che serve per una squadra, è difficile ottenere dei risultati.
Peccato, però speriamo perché... insomma che a partire dalle domeniche post mercato, con l'arrivo di qualche altro ennesimo giocatore, qualcosa può arrivare. Ma io direi che a questo punto, più che un discorso, perché vedo che ogni settimana continuano a prendere i giocatori, è un discorso più che altro societario. La società deve tirare un po' la cinghia e deve mettersi avanti, perché deve spremere di più quello che ha. Assolutamente, ma il presidente è una persona esperta di calcio, poi Giarre è una grossa piazza di calcio, quindi un attimino è bene che ne parlino, diciamo, i dirigenti, perché i giocatori fanno i giocatori, certo. I tecnici fanno i tecnici. E come ho detto poc'anzi, anche per la San Cataldese siamo ancora soltanto in fondo alla 14ª giornata, tutto è ancora possibile, cioè non pensiamo che ormai è finita la stagione per il Giarre, ancora assolutamente tutto da giocare. Ma se il Giarre continua così è messo male. Quindi bisogna giustamente incominciare a fare punti prima possibile. Ma perché abbiamo visto che praticamente si rincorrono loro stessi, ma alla fine sono i risultati della classifica. La classifica piange, e piange da parecchio tempo, no? Vero, e quindi è vero. E non è un problema, a parere mio, che sta settimana arrivano altri 2 giocatori e si risolve. No, perché quando diciamo un organico lo smonti, perdi il gruppo, certo, è difficile. Poi ci vuole anche del tempo per amalgamare i nuovi arrivati, no? Dal punto di vista tecnico. Quando crei confusione, poi la confusione è difficile poterla smaltire, però io penso che Giarre sa riprendersi. Sa riprendersi, però deve dare una scossa. È vero. È la volta adesso del Licata, 3-1 contro il Trapani. Parliamo di crisi del Giarre, ma dobbiamo parlare a questo punto della crisi anche del Trapani, anche se l'arrivo di Morgia aveva un po' alimentato probabilmente un entusiasmo esagerato. Ma io mi ricordo Massimo Morgia che allenava parecchi anni fa, e rivederlo è un piacere. No, è un piacere, però. È un piacere, uomo di calcio, però... Questa è una categoria particolare, la Serie D del Sud è molto particolare. La categoria, diciamo, nessuno deve imparare a Morgia come si allena una squadra. Ci mancherebbe. Però voglio dire, devi essere sempre sul pezzo, sempre, quindi è difficile che io mi auguro che lui ne venga fuori, però è un problema anche societario, non credo che dipenda solo da lui. Assolutamente, non ha problemi in Licata però, perché un altro ennesimo successo interno, in casa non sbaglia partita. Il suo allenatore Pippetto Romano non penso che l'abbiamo conosciuto ora. Io me lo ricordo da sempre, i risultati arrivano, poi c'è un buon organico, il direttore Martello, se non ricordo male, sa il fatto suo, conosce la categoria, perché la cosa fondamentale in queste categorie, chi fa il direttore in queste categorie, tutti quanti vorremmo fare il direttore di Serie A, di Serie D, di Serie C, ma ognuno conosce bene la categoria che ha fatto, poi ci sono quelli più bravi che vanno avanti, però non puoi improvvisare niente nella vita, poi alla fine ne paghi le conseguenze e tu i giocatori li devi conoscere, devi sapere cosa hai di bisogno, perché se apri le porte a tutte va a finire che diventa un via vai. È vero. Guardiamoci il servizio, vittoria del Licata 3-1 proprio contro il Trapani. Stadio Dino Liotta di Licata, derby siciliano per il 14° turno del Girone di Serie D. In campo Licata e Trapani, ragazzi di mister Pippetto Romano, reduci dal pari esterno per 1-1 al Marco Lorenzon di Rende. È stata vittoria al provinciale invece per la compagine granata 2-0 contro il Saluga. Dirige l'incontro il signor Gerardo Garofalo nella sezione di Torre del Greco. 400 circa gli spettatori assiepati sulle tribune del Dino Liotta, vero e proprio fortino della compagine di casa, sin qui sono state 4 affermazioni e 2 pareggi, nessuna sconfitta per i licatesi che fanno il loro ingresso in campo. Consueti saluti di rito e dopodiché possiamo passare, grazie alle immagini a cura di Ezio Savone, al film di questa sfida.
Si contendono il primo possesso i due capitani di giornata, entrambi ex maltese tra le fila del Trapani. Caccetta tra quelle delicata che con la maglia granata ha collezionato 101 presenze condite da 7 reti e 2 assist, prima occasione di marca trapanese con il mancino velenoso che esalta i riflessi da parte di Moschella. L'imbucata di Mugnoz trova Spano alle spalle e la retroguardia ligatese diagonale sul quale si esalta ancora Moschella. Al 16esimo però a passare in vantaggio è il Trapani. Il tentativo infatti mancino di Spano, un carambola incredibile, poi Olivera deve depositare in rete un gollonzo al Dino Liotta, porta in vantaggio uomini di Massimo Morgia. Nel protestare si fa anche male, verrà espulso mister Pippetto Romano. Il Licata si sveglia dal torpore iniziale, corner di Minagori, alleggerisce la retroguardia sui piedi di Samache che prova la girata alla Duvan Zapata sul quale si accartoccia Cultraro. Cappello trova tra le linee aprile di prima intenzione per Samache, ancora Cultraro fa buona guardia, segue solo il duplice fischio del direttore di gara. Squadre che guadagnano gli spogliatoi sul parziale di 0-1. Decide sin qui la marcatura di Olivera, che però come da consuetudine ormai cambierà marcia nella ripresa. Aprile si divora il diretto avversario, trova Minacori tra le linee di prima per Boubacar. Samache diagonale che fulmina Cultraro, ristabilita la parità del punteggio al Dino Liotta. Al 60esimo punizione di Spano, trova la torsione di Olivera, mancino alto rispetto alla porta di Moschella. 3 minuti più tardi Caccetta trova di prima intenzione Currò, destro al volo che non inquadra il bersaglio grosso. Punizione defilata di Orlando che dà un bacino alla traversa. Minuto 70, Trapani pericoloso con il cross di Olivera, a vuoto Moschella. Cappello serve il pallone a Sant'Arpia, lo stesso Cappello a salvare sulla linea. 2 minuti più tardi corner di Olivera per De Felice, si sporca i guantoni Moschella. Minuto 75, serpentina di Minacori che va via sulla destra. Cultraro riesce a mettere il corner dagli sviluppi e lo stesso è Minacori a prendere il centro, cross di sinistro, trova il tacco di Cappello. Cultraro para sui piedi del capitano Caccetta, il più classico dei gol degli ex. Restio ad esultare nell'occasione. Nel finale si scopre il Trapani, prova ad approfittarne allora Minacori che apre il piattone, sibila alla sinistra di Cultraro, il suo destro. Nel finale però arriva l'Arachiri del Trapani, va in campo aperto Samache che ruba la merendina al diretto avversario. Samache, la doppietta di Boubacar. Samache manda i titoli di coda su questa sfida, aggancia il compagno di reparto Minacori in vetta alla classifica cannonieri. Un'altra domenica da sogno al Dino Liotta, infatti si materializza la legge del campo di casa licatese. 5 vittorie e 2 pareggi sin qui, 23 punti in classifica, 4 lunghezze dalla zona playoff. La prossima sfida prenderà visita all'Antonio Carrano contro la Polisportiva Santa Maria. Un saluto amici appassionati, appuntamento con Mazzoni, alla prossima. Quarta sconfitta consecutiva invece per il Città di Sant'Agata, che aveva iniziato la stagione in maniera esemplare, vincendo fuori e dentro, e adesso appunto da 4 partite le cose vanno male, perché è arrivata un'altra ennesima sconfitta contro il Portici, un campo sempre molto difficile. Però è anche vero che i punti adesso bisogna ritornarli a fare, perché da sotto qualcuno preme. Sì, il Sant'Agata è una squadra giovane, una squadra che diciamo fa un calcio brillante, sì, squadra veloce, giusto, direttore. Sì. Poi sicuramente, poi io non conosco bene l'organico, però sicuramente gli manca un po' di esperienza per completarsi nella categoria. Però almeno tutte le partite che ho visto io del Sant'Agata è una squadra che in campo si esprime abbastanza bene. Poi non conosco da vicino i fatti. Parliamo adesso del Paternò, il Paternò di Alfio Torrisi che vince ad Aversa. Lei lo conosce bene Alfio Torrisi, diciamo non sta facendo più un miracolo, secondo me è diventato veramente il personaggio più importante di questa Serie D. A questo punto possiamo dire che è la rivelazione, è la squadra rivelazione certo, del campionato. E questo non arriva per caso. Innanzitutto diciamo, partiamo dalla società del Paternò che ha un direttore di categoria che si chiama Vittorio Strianese, che nessuno deve insegnare nulla. Io ho avuto modo di conoscerlo quest'anno, è un uomo di calcio, uno che parla poco, non ha fatto nel mercato però ha preso quelli giusti, 4-5 nomi che stanno facendo la differenza. Assolutamente, ma ha preso
i giocatori essenziali con una rosa, voglio dire, non hanno una rosa ampia, però nei ruoli lui è messo bene. È vero, è vero. E poi Alfio, diciamo, alla sua prima esperienza in Serie D, sta col suo lavoro, perché lui è uno che lavora in campo, ha uno staff dietro di sé, diciamo, sono ben organizzati e i risultati stanno arrivando. Ma lei che lo conosce bene, perché insomma ci ha lavorato 3 anni ad ACI Sant'Antonio, qual è il pregio più forte di Alfio? Qual è la cosa che più lo porterà possibilmente anche a risultati ancora più importanti? La velocità di pensiero e la sua personalità, che è difficile che la può superare qualcuno, perché lui già legge e vede, anche durante la partita lui già capisce cosa deve fare, e la sua velocità è data anche dall'età. E questo è un punto fondamentale per chi vuole diventare allenatore. Lo ha vissuto come dirigente, lo sta vivendo, è uno che si aggiorna e che non tutto viene, diciamo, per virtù dello Spirito Santo. Però la cosa fondamentale, io lo dico nella mia esperienza, ci sono allenatori bravi che sono preparati, però a volte, diciamo, sono anche delle brave persone. Quando tu sei una brava persona, diciamo, difficilmente i tuoi concetti vanno avanti, no? Perché vengono interrotti da quello che è il calcio e quello che è la vita, no? Guardiamocela questa bella vittoria del Paternò, 3-2 in casa del Real Aversa. Buon pomeriggio a tutti da Francesco Vitiello per Real Aversa Paternò. Si gioca alla Papa di Cardito per l'indisponibilità del Bisceglia. Un novembre senza punti, lontano da casa per l'Aversa, ma con prestazioni confortanti contro le prime 3 della classe. Unica vittoria casalinga contro il Messina. Oggi però comincia un nuovo mese, di fronte c'è la quarta, un Paternò reduce da 2 vittorie di fila, di cui l'ultima con ben 8 reti all'attivo. Partiti in questo momento. Si combatte, la Monica riesce a far correre ottimamente Cavallo che va via, 4 contro 2, Cavallo prova col mancino, Bien Diaye va col destro, grande intervento da parte di Latella, attaccato da un paio di avversari, va via, mette questa sfera che filtra dall'altro lato, Gala va col destro, l'intervento di Latella, parte Dama con il destro, Cavallo, numero da parte di Cavallo col sinistro, attenzione Real Aversa con il mancino da parte di Di Lorenzo, la palla filtra, colpo di testa, attenzione al sinistro, grande intervento da parte di Lombardo e poi c'è il gol del Paternò con Cangeni, pallone è per Foderaro che entra all'interno dell'area di rigore, il destro di Foderaro e c'è il gol dello 0-2. Real Aversa 0, Paternò 2, va via ancora Gaston sulla fascia, poi si accentra e tira, prova ad entrare all'interno dell'area di rigore di Lorenzo, la mette di sinistro e c'è il destro, siamo in area di rigore, attenzione, pericolo, e c'è il gol da parte di Castagna. Russo che prova ad entrare, la mette, la palla filtra e c'è il gol, e l'abbiamo detto o in qualche modo chiamato, probabilmente si tratta di autorete. Attenzione a Mariani, fa correre la palla, attenzione Ndiaye, siamo in area di rigore, Ndiaye, la palla finisce alta, Russo che crossa, adesso il colpo di testa, sfiora il gol, la Monica, dalla Monica ancora, alza questo pallone che filtra il mancino, c'è il gol da parte di Mariani, gran botta di controbalzo, che partita che stiamo vedendo. Palla servita per Strianese che crossa al centro dell'area di rigore, colpo di testa! Finisce in questo istante la partita, grandissimo cuore Aversa, scrosciano gli applausi dagli spalti. E chiudiamo la parentesi dedicata al campionato di Serie D parlando del San Luca che pareggia in casa contro il Cittanova. Guardiamoci il servizio.
comunque studiati e quindi sapevamo che è comunque una squadra tenace, una squadra che non molla mai, ha caratterialmente forte, quindi l'avevo già vista qui proprio su questo campo contro l'FC Messina, ma all'epoca c'era un altro allenatore e già sapevo che era una squadra comunque organizzata e che veramente dà il filo da torcere a tutti noi. Poi il campo penso non ci sia superfluo fare dei commenti perché purtroppo in condizioni pietose, quindi questo non facilita sicuramente una squadra che ha la tendenza a giocare a calcio. Tutte le dobbiamo giocare, quindi le prepareremo anche quella con la Mezia, così come abbiamo fatto fino adesso, con tutte le altre squadre, cercando di andare a vedere quali sono i loro punti deboli e quelli di forza, e su queste cose qua lavoreremo per cercare di portare a casa una vittoria che per noi sarebbe forse storica ma importante. Insomma, questo girone I del campionato di Serie D ha riservato sin qui sicuramente tante squadre interessanti, tante sorprese, su tutte sicuramente il Paternò, ed una lotta a tre, da quello che dicono, cioè tra Gelbison, FC Lamezia e Cavese. Io ci metterei dentro anche il Paternò e il Città di Asciriale. Assolutamente, sì. Che dice? Diciamo, le squadre più blasonate sono quelle che lei ha detto prima, poi il Paternò è la sorpresa, è la rivelazione vera e propria. Rivelazione. E quindi chi gioca contro il Paternò, diciamo, il Paternò può fare qualsiasi risultato, poi quando tu stai bene con la testa i risultati, e quindi è difficile, sarà difficile per tutti affrontare il Paternò, perché poi esprime un buon calcio, è una squadra che è difficile da affrontare. Diciamo pure che il Paternò è andato male soltanto negli scontri diretti, proprio contro Gelbison e contro Lamezia. Io l'ho vista la partita in casa, naturalmente il tasso tecnico era diverso. Si leggeva, però il Paternò quando ha giocato con la Gelbison ha fatto la prima mezz'ora in campo che veramente ha fatto bene. Poi loro, giustamente, avendo quei giocatori che fanno la differenza, prima occasione hanno fatto il gol, e quindi il Paternò, che non si è mai difeso perché non si difende mai, praticamente era all'attacco, il secondo tempo ha preso il secondo gol ed è stato poi tutto più difficile. È una squadra, la Gelbison, che si sa ben difendere, è vero. Ho visto che è vero. ha un buon organico. E sono sicuro che dopo questa sconfitta, insomma, si riprenderanno perché hanno la qualità e la quantità. La partita con la Cireale, diciamo, hanno sofferto parecchio il tasso tecnico della Cireale, perché la Cireale ha giocatori come abbiamo detto prima, come Lodi, Savonarola. Bene, allora a questo punto ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei due gironi del campionato di eccellenza. Da grande sarò una ballerina. Da grande farò il dottore per guarire tutti i bambini. Da grande voglio fare il pompiere. Il futuro dei bambini ammalati di neuroblastoma è incerto. Permetti ad ogni bambino di realizzare i propri desideri. Il neuroblastoma è la prima causa di morte per malattia in età prescolare. Aiutaci a sconfiggerlo, trasformando la disperazione dei genitori in una speranza concreta.
La ricerca scientifica è l'unico reale strumento per contrastare la malattia. Il nostro sogno è quello di guarire tutti i bambini malati di neuroblastoma. Possiamo farlo con l'associazione che sostiene la ricerca d'eccellenza in Italia. Per Natale aiutaci e dona un futuro ai bambini per realizzare i loro desideri. Scegli i doni dell'Associazione Italiana per la lotta al neuroblastoma. Grazie di cuore. Le idee vengono spesso e volentieri accompagnate da iniziative importanti. Play Village, in collaborazione con Pianeta Vacanze e Gold 78 HD, propone questa iniziativa che si chiama Spot Impresa, rivolta principalmente a tutte le imprese che vogliono raccontarsi attraverso uno spot. Accurate immagini, un testo accattivante, sono queste le prerogative nella realizzazione del vostro spot grazie a Spot Impresa. Siete una piccola azienda? Oppure sei un piccolo imprenditore? Allora Spot Impresa fa il caso tuo. Chiamaci. Spot Impresa è un'idea firmata Play Village, Pianeta Vacanze e Gold 78 HD. Eccoci rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Siamo in onda il martedì a partire dalle 21 e poi la replica il mercoledì dopo la mezzanotte, e stiamo preparando anche una puntata speciale sul Natale, ma di questo ne parleremo abbondantemente nelle prossime settimane. Partiamo adesso con questa seconda parte dedicata interamente al campionato di eccellenza e lo facciamo subito con il girone A. Tredicesima giornata, guardiamo subito il tabellino dei risultati di questo girone A. Akragas batte Parmonval 3-0. Castellammare batte Dolce Onorio Marsala 1-0, rinviata la partita Enna Calcio Mazzarese .2, Profavara batte Monreale 1-0, Nisse FC Don Carlo Misilmeri 1-1, Canicattì batte Unitas Sciacca 3-2, Mazzara Calcio batte Casteltermini 3-0 ed infine Oratorio San Cile e San Giorgio batte Cus Palermo 2-1. In classifica al primo posto troviamo l'Akragas, in testa con 29 punti, con 27 la Nisse FC, 26 punti per il Canicattì e l'Oratorio San Cile e San Giorgio, con 24 la Don Carlo Misilmeri, 22 punti il Profavara, 20 punti la Mazzarese e 19 il Castellammare insieme al Mazzara Calcio. 17 punti l'Unitas Sciacca, con 16 l'Enna Calcio, 10 punti per la Parmonval, 8 punti Monreale e Casteltermini, 5 punti il Cus Palermo, chiude la classifica Dolce Onorio Marsala con 3 punti. In questa classifica sottolineiamo le 4 partite da recuperare per l'Enna Calcio, una partita invece da recuperare per Canicattì, Mazzarese .2, Castellammare e Monreale. Si torna in campo domenica prossima, domenica 12 dicembre, guardiamo il tabellino. Cus Palermo Dolce Onorio Marsala, Parmonval Enna Calcio, Akragas 2018 Profavara, Casteltermini Monreale, Canicattì Nisse FC, Castellammare Mazzara Calcio, Don Carlo Misilmeri Oratorio San Cile e San Giorgio ed infine Mazzarese .2 Unitas Sciacca.
Partiamo dall'Akragas, un Akragas che vince in casa facile in un certo senso contro la Parmonval 3-0 ed in questo momento è al primo posto. È un girone A molto ingarbugliato perché insieme all'Akragas sappiamo benissimo che c'è la Nissa, c'è il Canicattì, c'è questo Oratorio San Ciro e San Giorgio, c'è il Pro Favara, c'è il Mazzara, c'è l'Enna, insomma è veramente un girone secondo me fortissimo. Assolutamente. Comunque io non penso che l'Akragas sia al primo posto per caso. Assolutamente, anche io condivido questa scelta. È un catanese, Peppe Anastasi, e ricordiamoci che l'anno scorso l'Akragas ai playoff purtroppo ha perso la finale, con la San Cataldese e io penso che quest'anno difficilmente sbaglieranno perché là c'è un'organizzazione, poi Agrigento è una grossa piazza e sono ben organizzati. Le cose stanno andando per il verso giusto. Io penso che per il primo posto l'Akragas non dovrebbe trovare difficoltà. Poi c'è per tutto il discorso dei playoff, abbiamo nominato già una serie. La Nissa ha un buon organico, poi poi c'è l'Enna di Don Carlo Misilmeri. Sono tante, sì, diciamo. Si vedrà. Si vedrà. Guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Akragas 2018 proprio 3-0 contro la Parmonval. Benvenuti allo stadio Esseneto di Agrigento, domenica 5 dicembre è la giornata numero 13 in eccellenza girone A, terzultima del girone di andata. Tra poco si sfideranno la capolista Akragas e la Parmonval che organico alla mano non merita sicuramente l'attuale classifica in lotta per la permanenza in questo bellissimo ed entusiasmante campionato. Dirige la partita il signor Raso di Messina. Fischietto in bocca per l'arbitro Raso di Messina, inizia adesso la partita, inizia Akragas Parmonval con l'Akragas subito in attacco, palla troppo lunga per Lucas Corner. Ancora il numero 10 dell'Akragas contro due avversari, si va da Baio contro Cincotta, ancora Baio, bene, cross morbido, in cielo Lenardi, non ci posso credere. 31esimo, Baio con le mani, Lucas Corner mette giù il pallone, Baio alza lo sguardo, il cambio gioco per servire Gambino, stop del capitano, ancora Gambino, la conclusione, un super gol di Beppe Gambino, non si ferma più, 202 gol in carriera, terza gol di fila con la maglia dell'Akragas, sotto la Sud, Akragas 1, Parmonval 0. E poi Rappa per la ripartenza Parmonval, attenzione, se ne va la Parmonval con il capitano Rappa che mette il turbo, avanza il numero 10, palla ottima per Carioto, la conclusione di Carioto, palla sul fondo, bella ripartenza ancora della Parmonval con il capitano Rappa e la conclusione al lato di Carioto. Prestia, si accentra il numero 10, poi Lucas Corner protegge il pallone, bene per Leonardi, si chiude il triangolo, Costantino la conclusione, sono due! Un altro gol fantastico dell'Akragas che gioca un grande calcio e va avanti 2-0 con Costantino, eccolo qui, 2-0 per i biancoazzurri, un'azione da manuale del calcio. Ferrigno, Punzi, cross con la testa Prestia, un gol pazzesco del più piccolo di statura in campo, Prestia! 3-0 Akragas al 25esimo minuto della ripresa. Corrao, cross per Caronia, la palla è ancora lì, Serio, cross e poi Di Carlo smanaccia il pallone, ancora una chance per la Parmonval, poi palla sul fondo di Valenti. Finisce qui Akragas Parmonval, 3-0 per l'Akragas che batte una battagliera Parmonval del primo tempo, gol di Gambino, nella ripresa hanno segnato Costantino e Prestia, vittoria meritata per i biancoazzurri che hanno colpito anche due legni. Nel primo tempo clamorosa traversa di Prestia, poi nella ripresa il palo di Corner, nel mezzo un palo clamoroso, pazzesco di Rappa nel corso del primo tempo. Vi ricordo il finale dall'Esseneto di Agrigento, Akragas batte Parmonval 3-0, Akragas che rimane
in vetta al campionato, e domenica prossima il derbissimo qui al Seneto contro la Pro Favara. Abbiamo intrapreso la strada giusta soprattutto mentalmente, perché quando si scende in campo non sempre, magari avendo solo le qualità tecnico-fisiche, riesce a vincere, ma noi ci siamo uniti, abbiamo fatto un grande gruppo, abbiamo assieme al mister e al direttore della società raggiunto una mentalità importante, che è quella di entrare in campo in tutte le partite, che sia di Coppa o che campionato, con la consapevolezza di dover vincere, riuscirci e portare a casa sempre 3 punti, perché noi con la squadra che abbiamo dobbiamo per forza di cose lottare su 2 fronti, Coppa e campionato. Ho passato 3 mesi davvero pesanti, sono stato bravo, ripeto, a soffrire in silenzio, grazie alle persone che sono state vicine, alla mia famiglia, alla mia compagna, il mister, il direttore, che in silenzio mi hanno fatto allenare con tranquillità, senza mettermi fretta o pressione. Si è lavorato bene e oggi ringrazio tutti quelli che mi hanno applaudito quando sono uscito. Ho provato tanto amore per questa squadra, per questa città e per questi ragazzi. Mi ha riportato quando ero ragazzina, che andavo a tifare al Delle Alpi, scavalcavo perché non avevo i soldi per pagarmi il biglietto, quindi mi ha riportato indietro a quel periodo quelle emozioni, e devo dire che mi ha fatto stare bene stare in mezzo a loro oggi, davvero. Grazie a loro, che sono sempre molto, molto umani. La Nissa sicuramente è una delle squadre che cercherà sino alla fine di contendere il primo posto a questo Akragas, però è anche vero che la Don Carlo Misilmeri non scherza neanche. Pareggiare in casa della Nissa non è mai facile, e in questo caso una Don Carlo Misilmeri che probabilmente con il parco giocatori che ha, forse qualche punto in più potrebbe anche averlo. Possiamo fare ipotesi che vogliamo, però i punti sono sempre quelli che dà il campo. Uno può avere gli organici e i giocatori. Ci sono anche gli avversari, dico sempre. Poi gli avversari, è il campo quello che dà la sentenza sui punti in classifica, quindi va bene pure così. Assolutamente. Tanto ancora il campionato da premettere comunque che la Nissa non sta giocando non gioca più in casa, gioca a Caltanissetta, a Casteltermini. Guardiamoci gli highlights. Pareggio tra Nissa FC e Don Carlo Misilmeri. Stadio Alfonso Virciglio di Campofranco, 13° turno del campionato di eccellenza siciliana per il girone A. In campo Nissa e Don Carlo Misilmeri, compagine bianco-scudata, reduce dalla vittoria esterna per 2-0 contro il Cus Palermo, firmata Seccan. Passiamo al film di questa sfida, che si apre al terzo di gioco con la palla messa dentro da Mendola per Pierino Concialdi, che calcia mandando di poco sul fondo. Scorriamo al 10° ancora Don Carlo Misilmeri, pericolosa la rimessa laterale di Concialdi per Cerniglia, di tacco restituisce la sfera all'ex Giarre, che mette dentro un cross interessante sul quale però non arriva il compagno di squadra. Risponde la Nissa all'altro lato al 13° il cross di Taormina sul secondo palo per Seccan, che non trova la deviazione vincente, si mette in proprio allora Taormina. Il suo tentativo però viene controllato senza problemi da parte di Zummo. Al 22° prova a battere un colpo la Don Carlo Misilmeri, la punizione di Pierino Concialdi, controlla con lo sguardo il pallone spegnersi sul fondo Cheba. Al 33° ancora Concialdi, calcio piazzato sul secondo palo, svetta Mendola di testa, manda fuori. Duplice fischio del direttore di gara e squadre guadagnano gli spogliatoi sul parziale ad occhiali, e 0-0 al Comunale di Campofranco. Passiamo allora con le nostre immagini al film della ripresa. Lucera mette dentro per Guadagnoli, la sponda per Mendola, entra in area di rigore, viene atterrato da Cheba, calcio di rigore, massima punizione decretata dal direttore di gara Salerno. Alla battuta si presenta Concialdi, che fallisce il penalty. Si resta allora sullo 0-0, minuto 55, punizione di Ilario messa dentro sul secondo palo, si avventa Diop, sciupa una ghiotta occasione da rete che arriverà al 56°. Seccan serve sulla fascia Ilario, palla dentro per Taormina, che gira col mancino e porta in vantaggio la Nissa. 1-0, comincia allora la girandola di cambi con Mazzoni, che rileva bisogno allora di gioco. 4 minuti più tardi anche Priola per Taormina, minuto 72, palla di Caronia in profondità per Seccan,
Seccan che fa tutto benissimo, ma trova un intervento provvidenziale da parte di Zumos. Campoli di gara anche per Santoro, che al 79esimo rileverà Mattia Reducci. All'83esimo però la palla vagante raccolta da Pellegrino fa partire un missile a 30 metri, si insacca alle spalle un incolpevole Kebba, la ripresa la Don Carlo Misilmeri con un Eurogol da parte di Pellegrino. All'86esimo però resterà anche in 10 uomini a Don Carlo Misilmeri. D'Angelo alza la gamba su Seccan, si guadagna il secondo giallo di giornata. Punizione di Concaldi a 2 dal termine, deviata in corner da Kebba. Continua a pressare la Don Carlo Misilmeri sotto il diluvio dell'Alfonso Virgilio. Ancora Concaldi, ennesimo piazzato, pesca Cosentino di testa, manda di poco fuori. Terminerà così la sfida dell'Alfonso Virgilio. La Nissa vede sfumare la possibilità di portare a casa 3 punti a 7 dal termine grazie all'Eurogol di Pellegrino. Era stato Taormina a portare in vantaggio i biancoscudati, che perdono la vetta della classifica ma hanno la ghiotta occasione di rifarsi già domenica prossima al Saraceno di Ravanusa contro il Canicattì. L'ultima partita che prendiamo in esame di questo girone A è la partita che ha visto protagonista il Canicattì, che vince fuori casa contro l'Unitas Sciacca. Anche il Canicattì ha speso tantissimo in questi anni, quest'anno probabilmente potrebbe essere la volta buona. Tra l'altro Canicattì, che non gioca neanche a casa sua, è costretto ogni volta a giocare fuori. Sappiamo benissimo in che condizione versa anche quel campo di Canicattì. Assolutamente. Non pensa che il Canicattì possa farcela quest'anno anche per cercare di agganciare il primo posto? Non lo so, io non conosco bene l'organico e quindi non mi posso sbilanciare, però la classifica di questo momento dice un po' la situazione di ognuno di loro. Io non conosco, nell'Unitas Sciacca c'è qualche ex giocatore che avevamo noi ad Aci Sant'Antonio, però in classifica loro sono... Sì, sono centro classifica. Centro classifica, voglio dire. Per quanto riguarda il Canicattì non conosco l'organico, però... sono anni che spendono tanti soldi per andare Canicattì sono in stati Serie D. sempre delle grosse piazze, hanno fatto la Serie D. A suo tempo fecero anche la Serie C famosa. La Serie C, certo. ai tempi sì. Guardiamoci il servizio, la vittoria del Canicattì 3-2 proprio contro l'Unitas Sciacca. Al Gurrera per 3-2 vince il Canicattì il match della 13ª giornata del girone A del campionato di eccellenza. Gli ospiti a metà della ripresa sembravano avere ormai il match in pugno, ma con una reazione d'orgoglio lo Sciacca nel finale ha sfiorato il pareggio che avrebbe ampiamente meritato. Andiamo alla cronaca con le immagini girate da Davide D'Amico. Ospiti a inizio match subito in vantaggio al secondo con Garufo che sorprende la difesa neroverde mettendo in rete un pallone che poco prima sembrava stesse sfilando sul fondo. Per tutto il primo tempo lo Sciacca ha poi macinato gioco cercando il pari con una supremazia netta senza però riuscire a trovare il varco giusto per segnare. Ci prova De Giovanni al 15esimo con un tiro al volo dal limite dell'area, poi Galuzzo al 17esimo con una conclusione di poco a lato. Al 30esimo un fallo di mani nell'area biancorossa ha fatto gridare al rigore, ma l'arbitro decide di fare proseguire. 41esimo ancora Galluzzo, ma non trova lo specchio della porta dopo una bella combinazione. Squadre negli spogliatoi sul risultato di 1-0 per il Canicattì. Ospiti più spavaldi nel secondo tempo. Il 18enne portiere saccense D'Amico al 61esimo risponde alla grande deviando in angolo un colpo di testa di Matera. Sul successivo calcio dalla bandierina, ecco però il raddoppio ospite con un preciso fendente in diagonale da lontano di Garufo che si insacca in rete. Lo Sciacca subisce il contraccolpo e concede la terza rete al Canicattì, una parabola su un tiro cross di Biondo al 73esimo, sempre su azione successiva a calcio d'angolo, su cui nulla può il portiere neroverde. Partita che sembra ormai finita ma che si riaccende nel finale grazie all'orgoglio dei giocatori di Giuseppe Geraldi che si tuffano in avanti. L'argentino Idoiaga segna all'81esimo dopo la serie di tiri e un palo su attacco pressante dei saccensi. Lo Sciacca continua ad attaccare, all'88esimo trova la seconda rete con Nicosia su mischia in area avversaria. Risultato 2-3, finale convulso. Il Canicattì non sfrutta un contropiede agevole con Iraci che manda a lato una facile occasione. I saccensi in pieno recupero sfiorano la terza rete con Blunda che per un attimo si trova spianato un corridoio.
Poi 2 punizioni da posizione decentrata mettono in ansia la difesa ospite, ma il risultato non cambia più. La partita finisce 3-2 in favore del Canicattì, che centra la 4ª vittoria esterna della stagione per lo Sciacca, seconda battuta d'arresto consecutiva, tanto amaro in bocca per l'ennesima buona prestazione senza ottenere punti. Abbiamo regalato il primo gol, per carità, questo sì è un errore anche nostro, non so se la palla era uscita o non era uscita, però abbiamo preso 2 gol su cross, siamo stati in grado di gestire la partita noi 90 minuti. Abbiamo concesso pochissimo al Canicattì, abbiamo subito 2 gol su 2, non so se il primo era un tiro o un cross, il secondo era sicuramente un cross. Nonostante questo i ragazzi non si sono abbattuti e a un quarto d'ora alla fine abbiamo provato a recuperarla, 3-1, 3-2, cioè che cosa chiedere di più a questi ragazzi? Complimenti a tutti, andiamo avanti, è vero che è la seconda sconfitta che immeritata delle ultime 2 partite, però l'unico rimedio che abbiamo è lavorare e continuare. Ci siamo confrontati con una delle squadre che vuole vincere il campionato, che si trova là sopra, e penso che non abbiamo demeritato, anzi io ho visto la mia squadra giocare benissimo, anche in un campo, permettetelo di dire, molto fangoso e a volte a tratti ridicolo. Noi quando l'abbiamo sbloccata subito, devo essere sincero, lo Sciacca il primo tempo ci ha messo veramente in difficoltà, quindi devo essere sincero, meritava qualcosina in più. Poi il secondo tempo abbiamo sistemato qualcosa a livello tattico, siamo venuti un po' fuori, abbiamo fatto il secondo e il terzo gol. Da lì sinceramente devo fare un rimprovero alla mia squadra, perché una squadra esperta come la nostra non può quasi aprire la partita, perché poi nel 3-2 puoi rischiare, certo, e si può andare anche sul 3-3 e sarebbe stato un peccato. Innanzitutto è un campionato difficile, qualcuno può pensare che non abbia l'esperienza giusta, però devo essere sincero, viene molto facile, perché ho trovato un gruppo straordinario, ragazzi che hanno la cultura veramente del lavoro, quindi a noi staff ci viene veramente facile, perché ho dei ragazzi veramente straordinari. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane. Certamente, come abbiamo anticipato, questo girone A è un girone che riserva tantissime sorprese, tenendo presente che addirittura l'Enna deve ancora recuperare 4 partite, tra l'altro bloccata da 2 settimane dal Covid, pertanto anche l'Enna potrebbe entrare in questo gruppo di squadre per la vittoria finale. Assolutamente, una società, diciamo, ben organizzata, una società importante dal punto di vista economico, guidata bene da Sebi Catania, che è un tecnico che per la categoria, voglio dire, fa la differenza, però sono in ritardo e non dobbiamo guardare il recupero delle partite, i punti. Il recupero delle partite, giocate, se devi giocare ogni 3 giorni, non è che è facile recuperare. Non ti facilita, no, diciamo, assolutamente, pertanto il cammino tuo, ma anzi lo peggiora, perché naturalmente devi andare più veloce degli altri. Assolutamente, e quindi sarà difficoltoso, infatti. Bene, ci fermiamo una brevissima pausa pubblicitaria, tra pochissimo il girone B del campionato di eccellenza. Eccoci rientrati, spazio pubblicitario brevissimo, partiamo subito adesso con il girone B del campionato di eccellenza. Anche qui 13ª giornata, guardiamo i risultati. Santa Croce batte Atletico Catania 3-0, Città di Taormina batte SC Palazzolo 2-0, Leonzio 1909, Città di Viagrande 2-2, Ragusa Calcio batte Nebros 2-1,
Real Siracusa Belvedere Aci Catena 0-0, Ionica FC batte Virtus Ispica 2020 4-0. Città di Siracusa batte Igea 1946 1-0, ha riposato il Carlentini. Seppur perdendo in casa, l'Igea 1946 rimane in vetta in questo girone B del campionato di eccellenza. Guardiamo la classifica. Al secondo posto la Ionica insieme al Ragusa Calcio 27 punti, 23 punti per il Carlentini, 21 il Città di Taormina, 19 Città di Siracusa, 18 Nebros, con 16 punti Leonzio 1909, 15 punti SC Palazzolo e Aci Catena, 13 punti Real Siracusa Belvedere, con 10 punti Santa Croce, 9 punti Virtus Ispica 2020, 6 punti il Città di Via Grande ed infine chiude la classifica l'Atletico Catania con -2. Prossimo turno, domenica 12 dicembre, eccolo qui il tabellino: Aci Catena Città di Taormina, Carlentini Virtus Ispica 2020, Città di Via Grande Ragusa Calcio, Ionica FC Igea 1946, Real Siracusa Belvedere Città di Siracusa, SC Palazzolo Leonzio 1909, Nebros Atletico Catania, riposerà il Santa Croce. E parliamo della Città di Taormina, vittoria importante in casa contro il Palazzolo, vittoria che permette alla squadra di Furnari di assaporare la zona altissima di questa classifica. Girone leggermente più facile rispetto a quello che abbiamo poc'anzi illustrato, quello riguardante il girone A? Diciamo, secondo me hanno caratteristiche diverse i due gironi, no? Dall'altro lato... Io non conosco tutte le società, però... Forse c'è più blasone dall'altra parte. Ci sono più blasoni, società più di tipo tipo Agragas, Canicattì, Mazzara, Mazzara, voglio dire, Favara. sono delle piazze importanti. Io, diciamo, il girone B lo conosco meglio perché... Più vicino. Assolutamente, l'abbiamo fatto negli ultimi anni e quindi conosciamo un po' tutte le società. Il Taormina è ben organizzato per fare bene. Io credo che sia una delle squadre che possa entrare in zona playoff. Certo. Beh, effettivamente 29 con 21, i punti sono tanti, però ancora il campionato è lunghissimo. Il Ragusa comunque deve recuperare una partita. E il Ragusa deve ancora recuperare una partita. Prima in questo momento l'Igea, però il Ragusa deve recuperare una partita. Sì, è vero, è vero. Dell'Igea ne parliamo tra poco perché adesso ci guardiamo gli highlights, la vittoria appunto della Città di Taormina, 2-0 contro il Palazzolo. Tredicesima giornata del campionato di eccellenza. Dopo aver raccolto un solo punto nelle ultime 2 trasferte consecutive con Ionica e Città di Via Grande, con una sola vittoria nelle ultime 6 giornate, il Città di Taormina cerca l'attesa svolta della stagione. Alba Cigalupa arriva un Palazzolo in ripresa dopo un inizio di stagione non semplice. Arbitra l'incontro il signor Luca Naselli di Catania. Nicolosi, Angelo Strano di testa, Salvo Strano, Ginavò, tutto di prima intenzione. Abate il tocco su Biondo che prova a restituirgli palla, lo ferma il numero 6 Cornrero, alimenta l'azione Salvo Strano, il tocco su Biondo, si sposta la palla sul destro, conclusione debole, facile la parata di Fernando Martinez. Nicolosi, c'è una traccia centrale verso Biondo, Castrovilli lo tampona, un passo dall'area di rigore, solo calcio di punizione. Biondo conduce in solitaria il contropiede, a spazio Santino Biondo, carica il destro sul braccio di Cornrero e calcio di rigore. Netto il tocco con la mano del numero 6 del Palazzolo, che non protesta neanche più di tanto e si becca anche il cartellino giallo. Il dischetto c'è Santino Biondo, conclusione potente. Martinez intercetta, intuisce, ma nulla può. È il secondo gol in campionato per Santino Biondo. Sacco, super in velocità, trovato e punta l'aria. Entra in aria Sacco, lo tampona, trovato. E calcio di rigore, molto furbo qui l'attaccante del Palazzolo. Dischetto a Diallò, Cirnigliaro la blocca, poi attenzione, Urso nel tentativo di abbracciare il compagno, per poco non combinano la frittata i due. La gran parata di Umberto Cirnigliaro. Angelo Strano, Pantano, Abate, Urso, Pantano, tutto di prima, bellissima azione del Città di Taormina. Abate va da solo, prova il destro, palla alta, Sacco trova una traccia verso Magro che carica il destro, c'è una deviazione, Cirnigliaro si rifugia in calcio d'angolo, in sicurezza la parata del portiere Città di Taormina.
Biondo verso Urso, tocca arretrato, c'è Angelo Strano, Di Fino, Strano, Pantano, Biondo, un'occhiata verso Martinez, che con un colpo di reni devia la sfera sulla traversa. Si riparte con un calcio d'angolo, grande tentativo di Santino Biondo. Petrullo, il tocco arretrato verso Nicolosi, la palla dentro per Abate, debole il colpo di testa, Martinez la blocca. Ha toccato su Sardu, che ha preso piede a destra, verso Urso, si è spostato lì dopo l'ingresso in campo di Petrullo. Strano, ancora verso Urso, palla dentro, su Abate che prende posizione, risponde di testa di Abate, Biondo di al volo, Santino Biondo! E il raddoppio del Città di Taormina, la doppietta di Santino Biondo, una bellissima azione di squadra del Città di Taormina. Sardo, Petrullo, Sardo, lo mette giù Diallò, attenzione appena ammonito Diallò, ingenuità colossale di Diallò, che becca il secondo giallo, davvero una manciata di secondi, ultimi 10 minuti in inferiorità numerica. Detler conquista palla nella tre quarti offensiva, allarga a destra verso Infantino, Caltabiano affonda il tackle ed è calcio di rigore. 88esimo, c'è Sacco dal dischetto, il terzo rigore di giornata. Intuisce Cirnigliaro ma nulla può, è potente la conclusione di Sacco, fa 2-1, finisce al 95esimo il match del Bacigalupo, Città di Taormina 2, Palazzolo 1. E parliamo dell'Igea 1946 che purtroppo perde in casa contro questo Città di Siracusa che insomma finalmente sta incominciando a fare i punti che servono per risalire in classifica. Secondo me bisogna avere paura di questo Città di Siracusa. Già nelle ultime settimane, diciamo inizialmente è una nuova società, non è la società dello scorso anno, è una società nuova, Montagno ha rilevato la società che era di Cutrufo. Si stanno organizzando, D'altra parte ci vuole del tempo per riorganizzare una società. Hanno preso Mascara che tutti conosciamo e naturalmente quando prendi Mascara significa che ambisci a qualcosa di importante. Certo. In settimana, nelle ultime settimane praticamente si sono rinforzati anche a livello, hanno preso il nuovo direttore sportivo Emanuele Merola che per questa categoria è importante. È importante perché la conosce benissimo la categoria e quindi Emanuele è poi una persona per bene e sa lavorare. È stato con me ad Aci Sant'Antonio, io lo rispetto tantissimo, lo conoscevo come giocatore. Per fare il direttore sportivo deve essere più politico, no? Perché che è grintoso. È vero, però la grinta serve anche. Lui ha le conoscenze di categoria perché conosce tutti i giocatori di questa categoria ed è fondamentale per costruirti una squadra, diciamo, che dia i risultati. Un'Igea però, attenzione, che anche se ha perso domenica è sempre una squadra di una certa caratura. Assolutamente, l'Igea, voglio dire, è una piazza importante, è una piazza che l'eccellenza gli sta strettissima. Non merita questa categoria. E poi c'è questo Ragusa anche, che comunque se l'ha fatto suo pure. Il Ragusa è ben organizzato, voglio dire, è una società che se la giocheranno, secondo me fra Ragusa e Igea se la giocheranno per il primo posto. Poi vedremo come andrà a finire. Per adesso ci guardiamo il servizio, la sconfitta dell'Igea 1946 ad opera del Città di Siracusa. La partita si è conclusa 0-1. Il Città di Siracusa firma il colpo della 13ª giornata nel girone B di eccellenza, batte a domicilio la capolista Igea che perde l'imbattibilità stagionale e si porta a 2 soli punti dalla zona playoff. La formazione azzurra si conferma bestia nera dei barcellonesi e come nella scorsa stagione viola il Dalcontres Barone per il secondo anno consecutivo. Alizzi per l'Igea deve fare a meno di 3 importanti pedine come Cassaro infortunato, Franchina e incatasciato per squalifica. Dall'altra parte Mascara, costretto a guardare la partita in gradinata, manda in campo una formazione che parte subito aggressiva e dopo 60 secondi gli azzurri la potrebbero sbloccare con Giordano, ma il suo tiro si perde di poco alla sinistra di Paterniti. La risposta dell'Igea 3 minuti dopo con la botta dalla lunga distanza di Lucarelli che non inquadra lo specchio della porta. Passano pochi minuti e sul ribaltamento di fronte sono gli ospiti a bussare nuovamente dalle parti di Paterniti con la conclusione dal limite di Montagno, bloccata senza troppi affanni dall'estremo giallorosso. Poi però l'Igea comincia a spingere dopo il tentativo di Assenzio, bloccato centralmente da Ferla.
Ferla. I giallorossi vanno per 3 volte vicini al vantaggio, prima con la conclusione volante di La Spada che chiama Ferla alla parata, poi con il destro da fuori di Pavisic che non c'entra la porta per questioni di centimetri e infine con il colpo di testa dello stesso Pavisic che manda sul palo la punizione di Lucarelli. Nella ripresa il Siracusa pareggia subito il conto dei Legni con Ricca che manda sul montante la punizione di Giordano, ma al minuto 60 la formazione di Mascara la sblocca quando il signor Gambacurta di Enna concede agli azzurri un calcio di rigore per il fallo di mani in aria di Longo. Dagli 11 metri Montagno batte Paterniti col brivido, facendo così Igea 0 Siracusa 1. Per Montagno è l'8º sigillo in campionato. L'Igea non ci sta e tenta di rimettere in piedi la partita, ma prima Dall'Oglio viene anticipato sul più bello dal decisivo intervento di Midolo, poi la punizione di Assenzio viene deviata sull'esterno della rete e infine il colpo di testa di Giovanni De Marco al minuto 80 si perde di poco sul fondo. Con i giallorossi protesi in avanti alla ricerca del pareggio, il Siracusa tenta in contropiede di chiudere i conti con Padovani Selin che 5 minuti dopo calcia a rete sfiorando il palo alla sinistra di Paterniti. Lo 0-1 finale consegna al Città di Siracusa la quinta vittoria in campionato e l'8º risultato utile di fila che proietta l'11 di Mascara a quota 19 punti in sesta posizione, mentre l'Igea alla prima sconfitta in stagione mantiene comunque il primato con 29 punti, ma vede accorciarsi a 2 le lunghezze di vantaggio sulle più immediate inseguitrici. Grande vittoria dunque per il Città di Siracusa in casa dell'Igea 1946. Con questa partita abbiamo concluso il quadro riguardante il campionato di eccellenza, pertanto arriva puntuale il commento di Giampaolo Montineri. Ciao Ettore, ciao Penalty, ciao Gold TV, dalla serie ma come siete? Qualcuno può rispondere, eravamo avanti. Qualcuno dice, ma come picchierete piano piano? Qualcuno dice, no alla grande, sta tutto filando lì, ci spingiamo tantissimo. Ma come stiamo noi in questa domenica di dicembre che ha aperto gli scenari del calciomercato? Siamo andati in campo, ci sono stati risultati, si gioca mercoledì, si giocherà domenica, si giocherà mercoledì, un po' di cose giustamente accadono sempre, succedono, poi c'è magari chi le fa notare, chi non le fa notare. A me piace il Misilmeri che nella sua pagina non è che te lo nacundo assai, non nel senso che se tu fai la domanda non ti rispondo, la gestisco, non si capisce, fanno tutto braceria che è bellissima, no, però poi si fa una partita in diretta, però poi quindi Misilmeri sembra la squadra di tutte in questo momento che vuole fare il salto anche dal punto di vista del mercato, però è costretta ad aspettare, non ad arrancare, ad aspettare, perché ci sono degli effetti del calciomercato che non si conoscono. Io parlo del calciomercato prima di arrivare alla domenica, perché ci sarà il turno di ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia in eccellenza. Ecco, è lì il punto di apertura del calciomercato. Giorno 8 ci sono questi ritorni, il calciomercato chiude il 16 e ci sarà il liberate gli organici di tutte quelle società che poi a un certo punto si sono fatti anche calcoli sulla classifica, i famosi 13, 15, 20 punti, che sono l'obiettivo minimo per ogni squadra che voglia vincere, che voglia salvarsi e che abbia un quorum, perché poi in tutto questo il famoso margine dei 40 minuti è quello che dei 40 punti, scusate, dei 40 punti è quello che poi tiene tutto coeso, tutto che si aggancia, sgancia, che ruota, si riapre, si unisce, c'è una falla, la tappi e quindi è tutto lì. Ora, se andiamo a vedere quello che sta succedendo, no? Ci sono molte squadre che sono in quel lembo, ma il ritorno dei quarti di finale sono fondamentali, perché quelle squadre che rimarranno fino alla finale, va bene, non faranno mercato in uscita, anzi faranno qualche cosa per rafforzare l'organico, perché dovranno andare fino in fondo. E quindi alcuni pezzi, anche se tu potresti offrire
la salvezza tramite l'arca di Noè, non andranno via se proprio non sono incentivati dal... che non è, sai, noi ti diamo un alloggio con la spa, the money deve essere pronto, i soldi devono essere pronti, ma soldi veri, non i famosi certificati di garanzia a scadenza. No, questa parte di mercato è fatto con i soldi in contanti, con i pronti cash. Allora magari lo convinci l'atleta, però ripeto, è il calciomercato di questo momento che è così, non è quello che abbiamo vissuto in modo saturo, che tutti andavamo via, tanto io camo, tanto che ne interessa, 10 partite, mercato per 10 partite, perché poi avremo la pausa, gennaio e febbraio, marzo è soltanto per coloro che devono ottenere, aprile è per chiudere il cerchio. Quindi il girone A mi ha fatto notare una cosa, scusate, ho detto che prendo quello giusto, ecco, che andando a vedere sul gioco non gioco, sull'organizzazione in campo, i dati, le tattiche e quant'altro, il Canicattì sembra, a prescindere in questo momento c'è un H, ci sono i giganti che sono avanti, va bene, ma il Canicattì deve recuperare una partita, è la squadra che dovrebbe vincere il campionato, perché la ferrea difesa, solo 6 gol subiti in 12 partite non sono tanti, anzi sono pochi. Chi è davanti, Nissan a 27 e la stessa Acregas a 29, ha subito 9 gol. Quindi gioco forza, quando noi ci vendiamo qualcosa non dobbiamo essere per forza dei venditori di bufale. Il partire da dietro, il gioco, il 3-5-4, 3-3, 4-2-4, non si devono prendere il gol, e l'eccellenza sta dando dimostrazione di questo aspetto. Prima non ne devi prendere, poi se è possibile fai il golletto e chiudi il cerchio. Quando non accade questo viene fuori quella famosa frase: o pallone è baddarioso, o pallone è connuto, la colpa dell'arbitro. Però la realtà dei fatti, soprattutto delle prime 3, poi un passo indietro c'è l'Oratorio che ha 26 punti ed ha una media gol fatti, una media gol subiti di poco lontano, 19 fatti, 10 subiti, quindi l'Oratorio è una centrifuga, va bene? Cioè ti sta lì attaccato, non è una squadra che si preoccupa se subisce gol, perché ti fa preoccupare di andarla a fare, ed ecco la posizione dell'Oratorio. Mi sono andato a spilciare e il Misilmeri, che al quinto posto in questo momento, mi lascia un po', perché hanno fatto tante operazioni importanti di calciomercato. Con Utro hanno avuto una rilancia, però questa andiriviene di risultati è come se qualcosa non stia andando per il verso giusto. Sono quinti, hanno fatto 23 gol, 13 hanno subiti, però non hanno la certezza di poter attivarsi per andare. Andando a vedere quelli dei 20 punti, allora c'è il Pro Favara che già il suo con 22 l'ha fatto, Castellammare, Mazzarese, Mazzara, l'Unitas Sciacca sono lì, sono nella loro media. In questo caso prendo l'Unitas come ultimo, lo Sciacca come ultimo punto, perché ai suoi 17 punti ancora ci sono 2 partite da giocare. Alla ricerca dell'Enna, vi anticipo che l'Enna sta cercando di fare mercato, ma deve fare 4 partite, quindi l'Enna dovrebbe avere un organico di 57 giocatori, perché vista le difficoltà e visto che devi giocare ogni 2 giorni devi avere una rosa ampissima. Non sarà così, stanno cercando di vedere, di trovare giocatori che hanno la corda per stare a Enna e per gestire la stagione, perché veramente l'Enna ad oggi non sappiamo. Abbiamo l'entità della conoscenza, ma non sappiamo, perché queste 4 partite sono molto delicate, pur avendo fatto 16 punti l'Enna, attenzione, quindi è nel suo quorum perfetto, ne deve recuperare 4 e ne deve fare ancora 2. Immaginate l'Enna, no? 6x6, no, non è così, 6x6, 3x6, 18, e quelli che ha, cioè diventa un percorso importante anche quello dell'Enna. Giocheranno anche a Natale, quindi mantenimento dell'aspetto dell'alimentazione. A proposito, ho visto gente che ha la panzarella come la mia, no, non sempre l'esperienza avviene, perché sto vedendo delle cose in campo che sono un po' particolari, ovvero intorno al 60esimo, 65esimo è come il pesce esce dall'acqua e comincia a fare così, ci manca l'aria, ci vogliono gli atleti,
vi dovete allenare, ma non allenare calcisticamente, allenare da atleta, perché poi oggi il calcio è fatto di forza fisica, di velocità, e la magliettina si vede, ma si vede anche come corri. Quindi, anzi, fate una buona cura alimentare per poter perdere chili fatti bene. Io no, perché non sono un atleta, però vi dico questo perché non va bene. Mi fanno le foto, vi vedono correre dal 70° in poi è così, poi prendi fiato, poi ti tagliano nell'1-2, poi fai i falli, poi fai fare i falli ai compagni perché tu non ci arrivi. Allenatevi. Nel girone B abbiamo riattivato i pensatori. Perché? Parto dal problema. La Virtus Ispica a un certo punto, o per protesta o per non prenderne più, ieri è uscita anzitempo dal campo con gli infortuni, quindi non sono stati più di 7 in campo. I gol, il risultato verrà acclarato e confermato, però hanno creato dalla serie che sta succedendo. È anche vero che questa società non è partita assolutamente bene, perché avevano vinto il format quello là dei piccoli e avevano incassato 2.000 euro, quindi ha fatto da credito al portafoglio della società. Quindi l'inizio della stagione è stato comunque configurato per quanto riguarda gli aspetti burocratici di iscrizione, però poi via Saro Monaca, via non ci arresta un ente. Chi ha deciso di continuare lo ha fatto secondo il criterio di dire proviamoci, vediamo che cosa spunta, vediamo se magari riusciamo a trovare degli sponsor, qualche migliaio di euro al mese, che i giocatori che ci sono non vengono pagati, non hanno quel senso di avere un rimborso. Sono in 14 in tutto. Hanno contattato dei procuratori, però se non ci sono i soldi in condanna non si muovono due. E allora che succede? Cosa succede in queste ultime 2 partite? 2 versioni, 2 possibili considerazioni. Una, tireranno il collo fino all'ultimo giorno di mercato per vedere se possono, e quindi andranno in campo con quel che hanno, tireranno il collo per queste 2 domeniche, poi ci sarà una leggera pausa per potersi riorganizzare, poi devi pagare l'iscrizione. Lì non entriamo in merito perché non abbiamo i codici, anzi cerco hacker per aprire portafogli delle società, lo dico bello spudoratamente perché cerco hacker per poter aprire i portafogli delle società. Almeno vediamo come sono messe le situazioni. Io metto ironia e sarcasmo nel mezzo, però è anche vero che se per caso, immaginatevi, già questa società non si presentò alla prima giornata, questa società non si presenta nel girone B, c'è che il salvati tutti, ma ancora una volta la Trio Catania. Ma non è questo il vero problema. Cosa faremo nel girone di ritorno? Se già ci sono le retrocessioni, perché già ci manca la C Sant'Antonio. Abbiamo Virtus Ispica e Trio Catania nelle condizioni peggiori. Se si ritira Virtus Ispica abbiamo le 2 retrocessioni. Dovremmo augurarci che la Trio Catania vinca tantissime partite per poter mantenere vivo l'ultimo play-out. Ma se la Trio Catania non riesce ad accorciare sugli 8-10 punti che sono per regolamento, ciao un bale. Ma perché? Anche questa cosa. E allora cosa potrebbe accadere? Stiamo pensando, perché abbiamo attivato i pensatori. Ritorna il format con i playoff più lunghi, con la classifica lunga, ma poi deve essere fatto anche nel girone A. Ipotesi non avveniristiche sono accadute, quindi potrebbero riaccadere se la Virtus Ispica decide di salutarci. Se invece sarà un altro Trio Catania che si sta riorganizzando comunque, abbiamo un passatempo perché andrà a incidere sul mercato, perché dalla 8ª nona posizione in poi ma picchia mascire sti soldi, quindi libereranno. Presente quando si rompe una vasca di pesci e finiscono al mare, quindi tutti i pescatori picchiamo tutto cose alla grande, anche con le mani. Ci saranno tantissimi giocatori liberi di poter accedere al mercato. Ma quale mercato? Di promozione prima categoria, non di altre squadre di eccellenza, promozione prima categoria. Quindi ecco quello che sarà e potrebbe accadere. Per noi l'augurio è che non ci sia questo sfaldamento, perché avremo difficoltà ad essere coerenti e sereni, anche se sembra un gioco. Non riesco a guardare il resto della classifica. Mi fermo qui. Ciao a tutti!
prima di congedare il direttore sportivo Lanzafame, mi sembra giusto parlare anche di quelle che possono essere le sue personali prospettive in questa stagione. Dopo la breve parentesi di Asciriale, adesso un po' si vanno a vedere partite sperando magari di iniziare un nuovo progetto in qualche nuova società. Ma diciamo, per me l'esperienza non manca da parte sua, quindi secondo me prima o poi arriverà una proposta. Ma le proposte diciamo che ci sono state anche ora, però prima di poter iniziare un nuovo progetto, diciamo, uno si deve guardare bene intorno, Chiaro, no? Perché certo. non bisogna fare calcio tanto per fare calcio. È vero, no? Se tu arrivi è in un posto devi incidere e devi dare il tuo apporto, e non è facile ai tempi d'oggi, È perché, vero, è vero. perché siamo tutti bravi a fare calcio, però poi nella sostanza... All'atto pratico poi bisogna avere quell'esperienza giusta per nella sostanza dare equilibrio. non è così. È non vero, è è così, vero. non è così. Io però le voglio fare una domanda legata alla sua personale esperienza nei settori giovanili e poi anche alla sua personale esperienza nel gruppo dilettantistico. Quali sono le cose che più preferisce? Più il settore giovanile o più il settore dilettantistico vero e proprio delle prime squadre? Diciamo, bella domanda. Io, se vi racconto la storia, è lunga. La Ho iniziato- conosciamo, gli addetti ai lavori la conoscono. Siamo partiti col Trecastagni negli anni '80, dalla prima categoria siamo arrivati in eccellenza, no? E l'eccellenza l'abbiamo fatto per un po' di anni. Poi, dopo ho avuto una parentesi ai cereali, ho iniziato, erano i primi anni che si facevano i campionati nazionali under 15, under 17, e lì veramente ho fatto un'esperienza molto positiva, perché andare a vedere i ragazzi, andare a capire quali sono quelli bravi e quelli meno bravi, quella è un'esperienza che io la ripeterei, però devi avere una società che ti supporta, certo. devi avere... Ma questo discorso vale anche per insomma, i dilettanti classici della promozione dell'eccellenza. La differenza però, direttore, non è la stessa cosa di andare a fare un campionato regionale che un campionato nazionale. Assolutamente. Perché là ti confronti e te la giochi alla pari. Qua tu trovi squadre, ci sono partite che finiscono 9-0. Sì, è vero. Quando una partita finisce 9-0, il ragazzo che gioca nella tua squadra non crescerà mai, perché vince, perché poi qua c'è la mentalità quella di dire il metro di valutazione è diverso. Invece tu ti devi confrontare col gioco, con Certo. tutto quello che concerne certo. il gioco del calcio. Però non mi ha risposto. Cioè? Cosa preferisce, il settore giovanile come sua voglia di ritornare in campo, oppure anche una bella squadra con un progetto in eccellenza o in promozione? Ma diciamo, se c'è una società seria che vuole fare settore giovanile come si deve, io La sono... stuzzica di più, secondo me. Assolutamente. Però devi avere il tempo per Certo, costruirlo, beh, chiaro, non lì si costruisce ci vuole dall'oggi al un domani, progetto, no? anche se la parola progetto è stata spesso ultimamente insomma, super abusata. Che poi non è il discorso, cioè se tu fai settore giovanile non è che devi vincere. La vittoria di un settore giovanile è quella nella di tirare- crescita. La crescita dei ragazzi, è ragazzini, tirare fuori certo. sti ragazzi, perché oggi per esempio nelle categorie, vedi la Serie D, ha di bisogno di tutti questi under da dove vengono fuori? Dai settori giovanili, ma se tu non costruisci nel settore giovanile, Ma là io cosa infatti sono porti? Non rimasto porti nulla. spiazzato come quest'anno nessuna società siciliana del campionato di Serie D partecipa al campionato juniores nazionale, cioè è una cosa impressionante ed è sbagliatissimo, perché proprio da lì partono poi gli under che servono per la prima squadra oppure per eventualmente altri settori giovanili nazionali. Scusi direttore, sì è vero quello che dice lei, però veniamo da 2 anni di Covid e Sì. i campionati sono ripartiti e non auguriamoci che si andranno a completare. Allora mi auguro che il prossimo anno le cose cambino. Però le dico una cosa, per costruire un settore giovanile bisogna partire dagli under 15 e under 17. La squadra Certo. juniores o primavera 3, primavera 4, Certo. quella lì, già la sono formati, i più bravi giocano già in 4, sono obbligatori. Allora noi ci dobbiamo augurare che queste società di Serie D abbiano comunque un settore giovanile under 15 e under 17. Devi costruire dalla base, da lì devi costruire, non puoi certo, costruire assolutamente. Cioè la squadra juniores rappresenta già l'iceberg del settore giovanile. Questo è anche vero. E quindi i più bravi non giocano nella juniores, ma giocheranno in prima squadra, prima quindi squadra. devi costruire diciamo alla base. E quindi chiacchierare con lei di
di calcio giovanile mi piace perché insomma lei ha quell'esperienza giusta e serve anche per chi vuole effettivamente investire in progettualità. Pertanto società, e questo lei stesso me lo conferma, che volete investire sui giovani, costruite i settori giovanili con i tecnici preparati, perché penso che siano fondamentali, no? Assolutamente, deve avere dei tecnici preparati e dei dirigenti che ultimamente, questa è una lancia che ci sono parecchi genitori, i genitori devono stare lontano dai figli, giusto. perché se i ragazzini non crescono, già la nostra società non fa crescere i giovani, perché le famiglie proteggiamo troppo i nostri figli, ed è sbagliatissimo. e quindi ci vuole anche che li mettiamo nel settore giovanile, i papà vicini, e così non cresceranno mai. Il calcio va avanti e va bene dove c'è fame di calcio e dove i genitori non sono al campo. Nella speranza che cresca poi un talento, dico almeno uno, che possa servire alla società. In questo assolutamente. caso. Il calcio è stato da sempre il gioco più popolare, però negli ultimi anni un po' di sofferenza c'è. C'è un po' di sofferenza perché con queste scuole calcio che sì, che servono, diciamo, a fare crescere i ragazzi, però non so se hanno portato un po' di business adesso, i talenti di strada. Adesso c'è troppo business, c'è la ricerca del business sulle scuole calcio. Sì, si fa parecchie volte molta confusione, business come ha detto lei, però il talento cresce nella strada, cresce nei campi, come è stato da sempre, nei campi di mattonelle, da sempre. Grazie direttore, è stato un piacere averla ospite. Grazie. Qui a Penalty, ci rivedremo prestissimo, magari a fine stagione, per un consuntivo, per una stagione che è veramente impegnativa, perché sia per quanto riguarda la Serie D che per quanto riguarda il campionato di eccellenza, io credo che sino all'ultimo avremo dubbi sui verdetti finali. Non c'è ancora nulla di sicuro per chi vincerà questi campionati. È vero. Perché praticamente, secondo me, questa situazione è data anche dall'incertezza che si è creata con questi 2 anni di pandemia, e quindi le società, diciamo, chi deve investire è stato frenato da questo evento. Bene, per fortuna però, grazie al cielo, sembrerebbe che, a parte forse l'episodio Enna, che la situazione Covid è abbastanza sotto controllo, però è sempre un problema. Se la gente finalmente capirà, perché per alcuni non vaccinarsi sembra che sia una cosa strana. Se tutti quanti ci vaccineremo, cioè se la gente tutte quante è vaccinata, ne usciremo prima possibile da questo brutto. Auguri di buon Natale. Grazie anche a lei. E ci vedremo direttore. presto. D'accordo, Noi grazie. ci fermiamo, pausa pubblicitaria brevissima, perché adesso parleremo del campionato di promozione. Eccoci di nuovo insieme, siete con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito il martedì, puntuali alle 21 con la replica dopo la mezzanotte. Importante ricordare anche che questa puntata, così come tutte le altre di questa stagione, ma anche delle passate stagioni, la potete anche rivedere sulla pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Per parlare del campionato di promozione abbiamo mister Dario Suriano. Ciao Dario, ben trovato. Sei fermo quest'anno, che è successo? Pausa di riflessione? No, praticamente la squadra che allenavo io l'anno scorso, che era il Città di Mister Bianco, per ovvi motivi ha dovuto cedere il titolo al Lavinaio e quindi è finita anche la mia avventura. Non rientravi nel progetto del mister Bianco? Altre dirigenze, altre presidenze, quindi anche perché mi hai spiegato, e io sono d'accordo con te, che poi alla fine sì, allenare piace, però ci devono essere anche presupposti, sacrifici sì, ma non più di tanto, perché poi dopo c'è anche una famiglia. Innanzitutto non è un obbligo allenare, ma deve essere un piacere trovare una situazione quantomeno seria. Anche perché io ho il mio lavoro, la mia famiglia, quindi dedicherei del tempo solo in situazioni, non voglio fare il fenomeno della situazione, ma solamente in situazioni serie. Anche perché sappiamo che, insomma, soprattutto in promozione, molte società hanno Sono problemi. poche le società organizzate. Io ho avuto la fortuna 2 anni durante questa pandemia di essere col Città di Mister Bianco, che era un progetto pure di legalità dove la cosa basilare era l'organizzazione e la precisione di chi la gestiva.
Peccato, però mai dire mai, e poi parto sempre tranquillo. dell'idea che penalty porta sempre fortuna. Chissà, dopo speriamo. questa tua apparizione in trasmissione potrebbe arrivare una proposta interessante. E chissà, mai dire mai. Mai dire mai. Comunque hai seguito i 4 gironi del campionato Sì, di promozione, perché chiaramente un po' ti appartengono come categoria da allenatore in questi ultimi anni, sei stato anche protagonista con delle stagioni interessanti. Sì, diciamo che guardo il calcio dalla Serie A alla terza categoria. Ed è giusto, perché l'allenatore deve guardare sono tutto. appassionato di calcio, È quindi vero. sì, io ho iniziato 3 anni fa, dopo che ho smesso di giocare a pallone con Giovanni Spina, col Città di Mascalucia. Sì. Abbiamo fatto un ottimo terzo posto. L'anno successivo ero fermo, poi a dicembre c'è stata la chiamata del mister Bianco e ahimè il Covid Ha fermato ci ha tutti. interrotto per 2 anni di fila. È vero, è vero. Partiamo subito con il girone A del campionato di promozione. Undicesima giornata, guardiamo il tabellino dei risultati di questo girone A. Resultana San Lorenzo batte Gangi 2-0, Città di San Vito Lo Capo batte Alba Alcamo 3-1, Folgore Castelvetrano Casteldaccia 0-0, Lascari Cefalù batte Villabate 1-0, Raffadali 2018 batte Camarat 1-0, pareggio tra Super Giovane Castelbuono e Fulgatore ed infine Città di Carini batte Partinica Audace 3-1. Vittoria fondamentale del Resultana San Lorenzo nel big match contro il Gangi. La squadra a questo punto palermitana conferma la leadership in questo girone A del campionato di promozione. Infatti in classifica la troviamo al primo posto con 25 punti, 22 per il Lascari Cefalù, 21 punti per il Gangi, 20 punti per il Fulgatore e 18 Casteldaccia, 17 punti Folgore Castelvetrano insieme alla Raffadali 2018, 16 punti per il Città di San Vito Lo Capo, 15 punti per l'Alba Alcamo, 14 Città di Carini, 9 punti Camarat e Partinica Audace, 6 punti Super Giovane Castelbuono, chiude la classifica il Villabate con 5 punti. Resultana San Lorenzo che vince lo scontro diretto contro il Gangi con la doppietta di Marco Clemente, un Resultana San Lorenzo, Dario, che vuole diventare la nuova realtà palermitana dopo la prima squadra. Attualmente c'è il CUS Palermo che sì, è in eccellenza, un po' annaspa. Che fa fatica. E loro invece vorrebbero quasi sostituire questo CUS Palermo in eccellenza. Hanno giocatori di una certa caratura e secondo me ce la potrebbero anche fare. Sì, è una squadra che si vuole lanciare, nelle file mi sembra ci sono i fratelli Clemente, sì, entrambi. Infatti. E poi è un girone bello tosto perché ci sono grossi centri. Alba Alcamo, Folgore Castelvetrano. C'è anche il Camarat, c'è sì. il Carini, ci sono il Villabate. Villabate. Un girone tosto, ma dove oggi hanno vinto uno scontro diretto che... E secondo me il tasso tecnico poi alla fine incide per la vittoria finale. Soprattutto in promozione. È vero. Guardiamoci gli highlights. Resultana San Lorenzo batte Gangi 2-0. Dunque il pallone Resultana San Lorenzo che lo gioca con Clemente, l'apertura sulla destra dove c'è Spina che entra in aria, occhio a Spina, la parata signor Comito di Messina che lascia molto giocare in questa situazione. Pallone ancora buono per il Resultana che trova una super parata di Fagone, tocco verso Clemente, prova a far partire Marco Clemente, il gol del Resultana San Lorenzo è in posizione regolare, Marco Clemente che gela così Fagone, segna il gol dell'1-0, la finta di Giampiero, pallone crossato in mezzo, Marco Clemente, arriva la doppietta del centravanti del Resultana, il cross al bacio di Giampiero Clemente, la rete del bomber nero-rosa, il tocco morbido che poi Marco Clemente ha dovuto insaccare con la testa e ci è riuscito bene ancora Giampiero Clemente, trova la super parata con una conclusione. Clemente cerca l'imbucata per Pierrotta, ma può bastare così, il Resultana San Lorenzo porta a casa i 3 punti, Resultana San Lorenzo che allunga dunque sul Gangi, porta a casa una grande vittoria, decide la doppietta di Marco Clemente.
Con la contemporanea sconfitta del Gangi, al secondo posto in questo girone A del campionato di promozione arriva il Lascari Cefalù. Lascari Cefalù che pian pianino, punto dopo punto, adesso è a un passo dalla vetta. Sarà uno scontro a due oppure ci sarà sempre questo Gangi che potrebbe insomma diventare la terza incomoda? Io penso che sia una corsa a tre, anche perché per caratteristiche anche del campo di Gangi, del paese Gangi, non penso che il Gangi oggi alla fine ha perso con la prima in classifica, certo, quindi ci può anche stare. E può essere una corsa a tre benissimo in questo girone. Vedremo cosa succederà. Passiamo adesso al girone B. Un girone B come al solito sempre molto intenso sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista organizzativo. Tantissime sono le squadre che vogliono vincere questo girone e su tutti questo Milazzo, questa Rocca Acquedolcese, insomma sarà veramente un terno all'otto. Questo è un girone, diciamo sono un po' tutti tosti, ma questo io per tanti anni ho fatto sia promozione che eccellenza con le messinesi. Sono squadre che rispetto alle altre province sono le squadre che curano anche i settori giovanili in un modo diverso. È vero. Infatti tanti giovani messinesi sono lì, te li ritrovi per 10-15 anni in queste categorie. E poi a livello tecnico ma anche a livello agonistico le messinesi non mollano mai. Non mollano mai. È vero, guardiamoci subito il tabellino dei risultati. Eccolo qua. Messana 1966 batte Stefanese 5-2, Gioiosa batte Sinagra Calcio 2-0, Milazzo Promende 0-0, Torrenovese Gescal 2-1, Profalcone batte Sant'Angiolese 1-0, Castelluccese batte Valdinisi 1-0 ed infine Rocca Acquedolcese batte Atletico Messina 1-0. In classifica abbiamo il duo Rocca Acquedolcese e Milazzo in testa con 23 punti, 20 punti per Profalcone e Promende, 17 Atletico Messina, 16 punti Torrenovese e Messana 1966, 14 la Castelluccese, 13 punti la Sant'Angiolese, 12 punti il Gioiosa, 11 punti Gescal, 9 Sinagra Calcio, 5 punti per il Valdinisi, 3 punti per la Stefanese, con 2 partite da recuperare il Promende, mentre una partita da recuperare per Profalcone, Torrenovese e Valdinisi. Due le squadre che a questo punto sicuramente potranno dire la loro sino alla fine, la Rocca Acquedolcese e questo Milazzo che ha pareggiato comunque in casa contro un'altra pretendente, la Promende. Sì, alla fine mi viene da dire per diciamo passato che il Milazzo alla fine la potrebbe spuntare, però non sottovalutiamo l'Acquedolcese che ha anche una struttura societaria ben organizzata e questo adesso hanno preso Carrello addirittura dall'Igea, Nenni Carrello, e questo in queste categorie è molto importante perché alla fine in queste categorie va avanti e arriva fino al traguardo le società più organizzate. E chi garantisce quei rimborsi ai ragazzi per poter giocare con più tranquillità. Guardiamoci il pareggio 0-0 tra Milazzo e Promende. Il big match del Marco Salmeri tra la capolista Milazzo e la terza forza del girone, la Promende, con quest'ultima formazione che torna in campo dopo più di un mese per i casi di Covid, giallorossi che dovranno inoltre recuperare ancora 3 partite, finisce a reti bianche, ma è un punto che alla fine sorride alla formazione di Santa Lucia del Mella che mantiene le 3 lunghezze di svantaggio dei rossoblù. In un primo tempo avaro di emozioni sono proprio gli ospiti a provarci dopo 9 minuti con l'ex Mastroieni, il cui sinistro non inquadra di poco lo specchio della porta. Bersaglio che 60 secondi dopo non c'entra nemmeno il Milazzo quando trovato serve in area l'Aquidara che di testa manda a fil di palo. Insiste la squadra mamertina al 23esimo e Leo a tentare la soluzione volante, ma anche in questo caso senza esito. Nella ripresa però il match sale di intensità e al 56esimo il colpo di testa del solito l'Aquidara sorvola di poco la traversa. La Promende non sta a guardare sul ribaltamento di fronte, l'estremo di Casa Oxai deve compiere gli straordinari su Mastroieni. Non è da meno il suo collega Bucca che al minuto 60 deve superarsi sulla botta del neo entrato Mandanici.
10. Il numero 1 giallorosso risponde presente anche 60 secondi dopo, respingendo il destro di Trovato. La partita non concede pause sul versante opposto e il portiere mamertino Xai a compiere due importanti interventi. Al 63esimo sul tiro cross di Di Stefano è bravo a rifugiarsi in angolo e 3 minuti più tardi è decisivo nel chiudere lo specchio della porta al destro ravvicinato di Pagano. Poi il Milazzo torna ad attaccare dopo il tentativo in area di Trovato, respinto dalla difesa giallorossa. I padroni di casa rimangono in 10 uomini per l'espulsione di Calcagno, allontanato dall'arbitro su indicazioni del suo secondo assistente per un presunto fallo di reazione su Rasà. Nonostante l'uomo in meno, il Milazzo tenta di vincere la partita, ma la conclusione volante di Celai al minuto 77 non sortisce l'effetto sperato. Con questo pareggio il Milazzo mantiene l'imbattibilità in campionato e viene agganciato in testa alla classifica dalla Rocca Acquedolcese a quota 23 punti, mentre la Promende si conferma sul terzo gradino del podio con 20 punti insieme al Pro Falcone, ma con 3 gare da recuperare, la prima già mercoledì in casa contro la Torrenovese. La vittoria della Rocca Acquedolcese contro l'Atletico Messina ha permesso alla squadra messinese di volare al primo posto, seppur insieme al Milazzo. Questa Rocca Acquedolcese, come detto poc'anzi tu, è sicuramente forse una spanna superiore al Promende, ma se la giocherà sicuramente contro il Milazzo. Sì, se la giocheranno secondo me fino alla fine, anche perché hanno preso adesso giocatori di categorie superiori. Oggi hanno vinto contro una squadra che è di categoria estrema, che è l'Atletico Messina, che fa sempre playoff. Che fa sempre playoff, che ha giocatori che hanno fatto in passato l'eccellenza, addirittura la Serie D, pari libero, e quindi hanno fatto una vittoria importantissima e secondo me col Milazzo e la Promende alla fine se la possono giocare fino alla Poi c'è sempre il discorso dei poi playoff. Poi c'è sempre l'incognita playoff, però alla fine un bel girone pure questo. È vero, è vero. Vittoria 1-0 della Rocca Acquedolcese proprio contro l'Atletico Messina. Guardiamoci il servizio. Ancora una compagine messinese, l'Atletico sulla strada del Rocca Acquedolcese, ma stavolta esito diverso a fine partita. Di misura e con sofferenza arrivano 3 punti preziosi e complice il pari a reti bianche nel big match Milazzo-Promende, Zingales e compagni riagguantano la vetta in coabitazione con i mamertini. Approcciano bene il match i padroni di casa e Iuculano prova a spezzare l'equilibrio dopo 90 secondi, ma liberatosi al tiro non solletica la Fauci. Gol partita che giunge al 6° minuto, quando Zingales dalla corsia mancina pennella in aria per il colpo di testa vincente del capocannoniere del torneo, Calabrese, con sfera in fondo al sacco. 15° centro in campionato per il re dei Bomber, 8° al Comunale di Rocca. Ospiti che colpiti a freddo reagiscono e si rendono pericolosi al 12° con De Tommasi, para agevolmente Scurria, estremo di casa che si supera 5 minuti più tardi su palla inattiva di Bonanno, respingendo e disinnescando la minaccia. A metà tempo ospiti senza il tecnico in panca, espulso su segnalazione del primo assistente. Atletisti che non demordono e prima con Riccardo Libro, palla deviata in corner, e poi con la Corte, respinge di pugni Scurria, non riescono a trovare la via del pari. Passato lo spauracchio, il finale di tempo è di marca Acquedolcese. Inizia Crasci con palla respinta dall'estremo peloritano, prosegue Iuculano da ghiottissima posizione e su assistenza di Calabrese con sfera incredibilmente fuori. E per concludere doppie chance per il 9 di casa. Nella prima occasione conclusione deviata in corner, nella seconda Cuoio che non inquadra lo specchio della porta. Alla ripresa delle ostilità i ragazzi di Naccari rientrano con un piglio diverso, decisi a ritornare in partita e si affidano al bomber La Corte, che nello spazio di 60 secondi spaventa l'estremo di casa. Girata a rete senza fortuna nella prima occasione, neutralizza la sfera senza problemi nella seconda circostanza Scurria. Esperto attaccante che al minuto 70 costringe in corner ancora una volta l'ex Sant'Agata da posizione invitante. L'Atletico tenta l'arrembaggio finale prestando il fianco ai ragazzi di Palmeri. Calabrese fallisce il raddoppio al 75esimo con palla alta sulla trasversale. Seconda rete fallita 4 minuti più tardi dall'estroso Iuculano che dalla distanza impegna la Fauci costretto a rifugiarsi in corner. Il finale è convulso e nervoso e ne fanno le spese con 2 cartellini gialli La Corte e la Fauci alla fine di una gazzarra innescata da un fallo a centrocampo su Salerno.
Dopo 6 minuti di recupero, la Daidone manda tutti nella pancia del Comunale, certificando l'esigua e preziosa affermazione di Zingales e compagni, la terza interna delle 6 complessive conseguite in questo girone d'andata, di enorme valore in quanto riporta in vetta i padroni di casa, anche se in condominio. Seconda sconfitta esterna consecutiva e di misura per Bonanno e compagni, bravi a crederci fino alla fine, ma senza riuscire a bucare la rete avversaria. Sinagra Rocca Acquedolcese e Atletico Messina Messana i prossimi impegni per le due compagini. Anche l'Atletico Messina è una delle classiche società messinesi in questo girone di promozione che non molla mai, perché sono squadre che appunto sino alla fine giocano per tentare di fare punti e probabilmente poi alla fine entreranno anche nel discorso dei playoff, magari facendo qualche scherzetto. Sì, qualche scherzetto, anche perché l'allenatore Naccari ha come secondo giocatore un certo Broccio che ha da una vita che sono insieme, poi hanno costruito il tutto come se fosse una famiglia, non gli fanno mancare niente, sono organizzati e quindi fino alla fine queste squadre organizzate diranno sempre la sua. Tra l'altro un girone dove ci sono soltanto messinesi, sì, e quindi si conoscono tutte tra di loro. Alla fine sì, quest'anno hanno scorpato le squadre messinesi che erano nel girone del Palermitano, sì, e quelle che erano nel girone catanese, hanno fatto un girone messinese tosto, diciamo. Sarà dura. E si conoscono tutti. Sarà dura, sarà dura. Bene, voltiamo ancora pagina, adesso parliamo del girone C. Undicesima giornata, subito i risultati di questo girone C. Atletico 1994 batte Ciclope Bronte 3-1, Leonfortese batte Atletico Nissa 3-1, FC Motta batte Armerina 4-1, Belpasso 2014 batte San Gregorio 3-2, Gimnica Scordia batte Lavinaio 4-1, Realaci batte Mister Bianco 3-0 ed infine Don Bosco 2000 batte Città di Calatabbiano 4-0. In classifica abbiamo sempre la conferma del Realaci e dell'FC Motta, sono altissime in classifica, tutte e due lotteranno sicuramente sino alla fine. Abbiamo comunque in questo momento in testa il Realaci con 29 punti, 28 l'FC Motta, con 24 l'Atletico 1994, 20 punti per il Belpasso 2014. 19 punti per la Leonfortese, 15 per la Gimnica Scordia, 14 Atletico Nissa, 13 Don Bosco 2000, 10 punti per il San Gregorio, 8 punti per Mister Bianco e Città di Calatabbiano, 7 punti Lavinaio ed Armerina, chiude la classifica il Ciclope Bronte con 6 punti. In questo girone 2 partite da recuperare per la Leonfortese del Città di Calatabbiano ed infine una partita da recuperare per Atletico 1994, Belpasso 2014, Armerina e Ciclope Bronte. Che girone è questo girone C, Dario? Tu lo conosci sicuramente molto bene. Sì, è un girone che dal Realaci secondo me fino alla Leonfortese, che ha 2 partite da recuperare, si possono giocare il campionato queste 5 squadre. È un girone molto equilibrato nelle prime 5 posizioni, poi un po' più mediocre diciamo nella parte bassa. Infatti il campionato si vincerà per chi vince più scontri diretti. Probabilmente hai ragione. Parliamo di questo Realaci che ha confermato un'intelaiatura importante della scorsa stagione e probabilmente qualche giocatore importante gli ha fatto fare il salto di qualità. Potranno reggere fino alla fine? Allora, io ho avuto modo di vedere Realaci contro il Motta 2 settimane fa. Devo dire che è una squadra che gioca, non parlano in campo, fanno parlare i fatti. Qui c'è il lavoro del Mister Manca allora, sì, un professionista, soprattutto per la categoria. E poi hanno aggiunto un portiere di spessore che è Vitale, che ha dato esperienza alla squadra. Non dobbiamo dimenticare perché per 4 partite hanno sopperito l'assenza di Capitan Campanella, che per loro a livello mentale secondo me è una forza e un plus, e quindi nei reparti secondo me sono abbastanza completi e hanno giovani molto interessanti. Guardiamoci gli highlights. 3-0 la vittoria del Realaci proprio contro il Mister Bianco.
8 aprile 2019, la data dell'ultima partita delle Realasci al Comunale di Acireale, che finalmente riapre i battenti, ospitando l'11ª giornata di campionato con l'insidiosa sfida al Mister Bianco per difendere la vetta dal Motta, vittorioso sabato. Primi scampoli di partita e prima azione del Mister Bianco, biondo, all'indietro per Ciaccio, attaccato da Mongelli, sbaglia Ciaccio, prova a rallentare Mongelli al limite dell'area, che poi subisce fallo da Margaglio e calcio di punizione dal limite per il Real. Sul punto di battuta va De Carlo. Parte De Carlo, il Realacci in vantaggio! Subito al terzo minuto Enrico De Carlo, quinta rete in campionato, torna titolare e trova subito il gol. Cresce col passare dei minuti la squadra di Mario Currò, Dario Napoli allarga bene sulla sinistra per Gennaro, che ha spazio per spingere. Gennaro vede il movimento di Nicolosi e lo serve. Nicolosi, altissimo sul secondo palo per Lauria. Di prima intenzione Lauria per Guerra al centro dell'area! E non trova la porta, incredibile opportunità per il pareggio. Mongelli vede il movimento di De Carlo, prova a farla passare in mezzo, non si capiscono i due difensori. De Carlo è sinistro! Non trova lo specchio della porta. Continua la caccia alla seconda rete per gli uomini di Marcello Manca. Stavolta è un corner, affidato ancora ai piedi di De Carlo. De Carlo la mette in mezzo, colpo di testa di Napoli! E Calabretta respinge e poi libera la difesa. 61esimo minuto di gioco, Bozzanga sradica il pallone dai piedi di Guerra e fa partire il contropiede servendo Di Blasi sulla sinistra. Di Blasi alza la testa e vede il movimento di De Carlo che è solissimo. De Carlo avanza, entra in aria, il tiro di destro, ancora lui, ancora Enrico De Carlo, la doppietta è firmata, è il sesto gol in campionato, il settimo stagionale, il Realacci si porta sul 2-0. Prova a reagire al doppio svantaggio il Mister Bianco, lancia in profondità preda di Mauro, che però rinvia male. Costanzo capisce tutto e allunga di prima intenzione verso Fisichella che anticipa Pennisi. Fisichella entra in area da uno sguardo al centro, Cavallaro anticipa Nicolosi. Poi Nicolosi riesce a prendere a sua volta il pallone di testa, ma lo mette fuori dall'area ed è preda di Cavallaro, che rilancia in profondità in direzione di Mongelli. E in anticipo Margaglio. Mongelli prova a superarlo, riesce a mettersi davanti. Mongelli il destro! E fracassa la porta Fabio Mongelli. Sesto gol in campionato, va a segno per la quarta partita consecutiva. E il Mister Bianco prova a riaprire i conti. Palla in aria, Fisichella steso da Marino per l'arbitro e calcio di rigore. Calcio di rigore per il Mister Bianco. Dal dischetto va Fisichella il destro e Vitale para, ma per l'arbitro è da ripetere per la posizione di Zekami all'interno dell'area. L'arbitro fa ripetere. Parte di nuovo Fisichella che stavolta spiazza Vitale. È 3-1. Margaglio a largo per Bonfatto, il sinistro respinge Vitale. Finisce così, il Realacci vince ancora trascinato dal duo De Carlo Mongelli, sconfiggendo 3-1 il Mister Bianco e tiene il primato in classifica respingendo gli attacchi delle inseguitrici tutte vittoriose. Oltre al Realacci abbiamo anche l'FC Motta, lo hai già visto all'opera, anche la squadra di Maria non scherza, no? Sulla carta diciamo che all'inizio tutti la davano come sicura vincitrice del torneo. E poi il campionato però lo devi giocare. Però diciamo che hanno toppato secondo me solamente nello scontro diretto, però hanno tutto il tempo per poter recuperare il punticino dietro, anche perché la squadra è allestita molto bene. Ha giocatori che hanno già vinto quella categoria e questo serve tanto. Sì, poi c'è il mio carissimo amico Cosimo Montalto che anche si è infortunato tra l'altro domenica, per fortuna niente di grave, però insomma gli auguriamo una pronta guarigione. Sì, per la categoria comunque è una squadra di spessore pure il Motta. Vediamoci gli highlights, vittoria appunto dell'FC Motta contro l'Armerina 4-1. Benvenuti dal Comunale di Motta Sant'Anastasia per l'11ª giornata del Girone C di promozione. Si affrontano FC Motta e Armerina. Lo Bartolo vince un duello con un avversario, va da Alessandro, triangolazione che va a buon fine ma recupera il numero 10 che carica col destro. Nessun problema per Sciuto. Alessandro, pallone profondo sulla destra. Traversone per Palazzolo, rimbalza il pallone e poi la traversa del numero 9 che calcia anche col destro. Daniele Pandolfo va al rinvio, serve Aka, c'è la pressione di Sinatra che vince un duello importante, ancora Sinatra, pallone in mezzo per Montalto, 1-0 per il Motta.
La sblocca il numero 10 che va ad abbracciare il proprio compagno e poi tutta la squadra a festeggiare verso la panchina. Siamo dall'altra parte con una rimessa per l'Armerina affidata a Sun Yang in aria, va a vuoto strano, il pallone rimane lì, arriva Alessandro, 1-1 fra Motta e Armerina. Al 10 risponde il 10, parziale nuovamente in parità. Riecco il tiro di Alessandro che ha ingannato Sciuto per l'1-1. Punizione interessante per l'Armerina. Sul punto di battuta Alessandro e Sun Yang. Parte il numero 10 col destro. Maesano supera un avversario, pallone interessante per Montalto. Montalto serve in profondità in Serra che ha spazio per andare, si ferma il 18. Ha davanti un avversario, ancora in Serra, serie di finte, pallone profondo sulla sinistra per Sinatra e di nuovo avanti il Motta. Rivediamo il mancino di Sinatra, valido per il 2-1 del Motta che ritorna in vantaggio. Riceve centralmente Sinatra, torna nella zona di Maesano, traversone per Luca. Ancora Luca a puntare un avversario, Luca lo supera con una serie di finte, col mancino in aria, arriva in Serra, traversa per il Motta. Sinatra perde un duello con un avversario, poi prosegue l'azione per l'Armerina. Ancora Alessandro che perde un contrasto con Luca, fa partire il contropiede del 15, va direttamente in porta, traversa per il Motta. Ancora Sinatra, duello con Sun Yang, lo supera molto bene il numero 20, ha spazio per andare, Sinatra un'altra sterzata, traversone morbido in aria, stacca di testa in Serra per il 3-1 del Motta. Luca, scambio corto con Palazzolo che supera un avversario, poi cambia gioco sulla destra per Couchet, controllo di testa del 17, poi il tiro col destro, c'è il poker del Motta. A segno anche Couchet, vanno tutti ad abbracciarlo. Rimane a terra Nicolosi, poi viene aiutato da Palazzolo. Vediamo che Pecora decreta il fischio finale, Motta che batte Armerina 4-1. E concludiamo adesso il campionato di promozione e parliamo subito del girone D. Anche questo è un girone abbastanza intenso, soprattutto nella zona di testa. Guardiamo i risultati di questa 11ª giornata. Scicli Città di Avola 2020 0-0, Megara 1908 batte Città di Canicattini 1-0, Priolo Gargallo Frigentini 1-1, RG batte Città di Comiso 2-1, Modica Calcio batte Pro Ragusa 2-0, Sporting Eubea batte Club Calcio Vittoria 2-0 ed infine nel big match Mazzarone batte Nuova Città di Gela 2-0. Vittoria fondamentale dunque per la squadra di Costanzo che con questa vittoria vola solitaria in testa in questo girone D del campionato di promozione. Infatti la troviamo al primo posto con 26 punti, 25 punti per il Modica, 22 punti per la Nuova Città di Gela, 20 il Città di Comiso, 19 Priolo Gargallo, 16 Frigentini e Sporting Eubea. Con 13 punti Pro Ragusa e Città di Canicattini, 11 punti Megara 1908 e Club Calcio Vittoria 2020. Con 8 punti lo Scicli, 7 punti per RG e Città di Avola 2020. Parliamo subito di questo Modica che incomincia a fare paura perché adesso i punti di distacco rispetto al primo posto non sono tantissimi, solo un punto e quindi questo Modica secondo me è da prendere con le pinze. Sì, partiamo dal presupposto che quest'anno a Modica hanno rilanciato nel calcio dopo tanti anni, già la figura dell'allenatore fa, certo. fa titolo e quindi Vindigni, poi parliamo di mister Betta e quindi cercheranno di rendere la vita dura al Mazzarone che è costruita anch'essi per vincere con una struttura societaria ben solida. So che praticamente alla prima squadra finiscono fino alla squadra del calcetto con tutto il settore giovanile. È vero. Poi c'era una nuova struttura, un campo bellissimo, nuovo. E secondo me qui la lotta dopo lo scontro diretto di oggi che ha fatto vedere proprio una bella prova di forza, la corsa sarà tra il Modica e il Mazzarone. Allora facciamo una cosa Dario, ci guardiamo gli highlights e poi parliamo di questo nuovo Città di Gela che sta deludendo, ennesima sconfitta, secondo me succederà qualcosa in settimana. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Mazzarone proprio contro il nuovo Città di Gela.
Amici sportivi, benvenuti allo stadio Vincenzo Presti di Gela per questo big match dell'11ª giornata del campionato di promozione. Sul sintetico del Comunale Gelese si giocano il primato in classifica il Gela di mister Ciccio Evola e il Mazzarone avanti un solo punto in classifica. Calatini che partono forte al minuto 11 con Provenzano che direttamente da calcio d'angolo impegna Pizzardi. Minuto 23 Tomaino dalla destra mette dentro un pallone insidioso che attraversa tutta l'area di rigore. Minuto 27 ci prova Iannizzotto, tiro deviato in angolo. Al 28esimo Gela che reclama un calcio di rigore per un fallo sul Campanaro, ma per l'arbitro non ci sono gli estremi per il calcio di rigore. Al minuto 35 Iannizzotto si guadagna un calcio di punizione da ottima posizione sulla palla Ascia che centra la traversa, occasione per il Gela. Al minuto 41 altro tiro da fermo, questa volta per il Mazzarone con Provenzano che pennella una traiettoria imparabile per Pizzardi. Mazzarone in vantaggio. Gela che prova a reagire e lo fa al minuto 43 con la schiacciata di testa di Giaquinta che termina al lato. Primo tempo agli sgoccioli con Tomaino già ammonito che rimedia un discutibile secondo cartellino giallo e l'inevitabile rosso. Gela che dovrà giocare tutto il secondo tempo in inferiorità numerica. La ripresa si apre subito con gli ospiti pericolosi con Ravalli, il cui tiro termina sul fondo. Minuto numero 6 con Ascia che batte il solito fallo laterale in mezzo, trova Navanzino pronto ma il suo tiro è alto. Mazzarone pericolosa al decimo con Bonaccorsi, para Pizzardi. Minuto 19 Gela che reclama ancora un penalty, questa volta per un tocco sospetto del difensore calatino sul colpo di testa ravvicinato di Giaquinta. L'arbitro Vazzano lascia proseguire. Al minuto 26 il portiere parla bene, non trattiene un pallone innocuo e concede il calcio d'angolo al Gela. Sugli sviluppi, serie di batti e ribatti sul tiro di Iannizzotto ma regge il muro del Mazzarrone. Al 34esimo assist al bacio di campanella per il neoentrato Majorana che con un pallonetto fa il 2-0. Un minuto dopo reazione Gela con Iannizzotto, palla che termina fuori. Gara agli sgoccioli con Di Pasquale per il Gela che di testa la manda alta sulla traversa. 45esimo altro colpo di testa, questa volta di Campanaro servito da San Martino ma senza fortuna. Finisce qui, Mazzarone che si aggiudica il match per 2-0, Gela che scende al terzo posto in classifica a 4 lunghezze dai Calatini, a 3 dal Modica che occupa il secondo posto. Vittoria meritatissima del Mazzarone e crisi piena a questo punto a Gela perché un'altra sconfitta, addirittura uno scontro diretto, ci fa capire che veramente c'è qualcosa che non va a Gela. Ma sicuramente, stiamo parlando di Gela, piazza dove vuoi non vuoi le 200-300 persone nella curva, i vari tifosi. Beh, direi anche di più. Anche di più. Io settimana scorsa ho visto qualche immagine pure della squadra del Gela di prima categoria dove sì, c'erano altri 200 persone che ti fanno. Io dico, una città come Gela non ha senso avere due squadre. Fatene una buona, non vorrei fare l'avvocato di qualcuno, però fatene una buona con una struttura societaria e magari leviamo un po' di confusione. Questa sconfitta nello scontro diretto con il Mazzarone potrebbe far cambiare qualcosa anche a livello tecnico per la squadra del Gela? Non voglio entrare nei meriti della società, non vorrei essere nei panni del presidente, anche perché il Gela era partito pur sapendo che c'era Mazzarone e Modica di vincere il campionato. Certo, questa è stata una bella batosta oggi anche perché hanno perso uno scontro diretto e a quanto ho capito qualche cosa potrebbe succedere. Bene, abbiamo dunque concluso anche il campionato di promozione. Volto pagine, voglio parlare un po' con Dario anche per parlare di un possibile suo progetto. Abbiamo detto che ci vuole la società con un progetto interessante per coinvolgerti, però mi hai anche detto che anche il settore giovanile potrebbe essere qualcosa che ti potrebbe dare delle belle soddisfazioni. Sì, qualcosa di serio sicuramente. Ho parlato settimana scorsa con mio cugino che è Andrea Suriano, che con Santino Torre
hanno un bel progetto sportivo, è vero? Tutto per loro, e quindi mi ha cercato di portarmi lì con lui, nel senso di addentrarmi nel loro progetto. Ma ti ispira questa cosa di allenare i ragazzini? Sì, perché loro sono persone serie, capaci, e poi stiamo parlando di gente che ha fatto più di 500 presenze nei professionisti, quindi c'è solamente da imparare. Assolutamente, assolutamente. Ma ti manca quel calcio dilettantistico della promozione? La partita della domenica, l'arrabbiatura magari dopo una sconfitta perché c'è un arbitro non competente? Se devo parlare quando giocavo a calcio, tuttora a mia moglie gli dico che manca la partita, manca l'appuntamento, manca la voglia di andare al campo, l'adrenalina di quella però storia. Poi dice grazie per quello che hai fatto, anche se nel piccolo del calcio ti godi la famiglia. Certo. Bene, allora che dirti, un in bocca al lupo per questo tuo nuovo progetto giovanile, che io credo possa, secondo me, regalarti molte più soddisfazioni attualmente. Speriamo. Poi insomma sei all'inizio della tua carriera da allenatore, quindi anche l'esperienza in un settore giovanile di una certa caratura può servirti. L'importante è che ci sia organizzazione. Bravo. In bocca al lupo, buone feste allora. Crepi il lupo, grazie per l'invito e buone feste a tutti gli amici di Penalty. Grazie a Dario Suriano, ci fermiamo, c'è la pubblicità, tra poco rientriamo in studio sempre con Penalty. Dopo essere stati con due ospiti importanti in questa puntata di Penalty, adesso arriva il momento riguardante il campionato di prima categoria, subito il rullo con i risultati e le classifiche. Abbiamo concluso la puntata odierna della nostra trasmissione, che ritornerà sempre qui su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, martedì prossimo puntuali alle ore 21. Grazie a tutti e arrivederci.